Buon pomeriggio da Treviso, buon pomeriggio da Piazza Duomo. È il giorno che la diocesi aspettava da quasi 3 mesi, da quando il 20 di agosto Monsignor Andrea Bruno Mazzoccato è stato trasferito all'Arcidiocesi di Udine. Bentrovati da Mirko Cavallina a tutti i telespettatori di Telechiara, di Telepace e agli ascoltatori di Blu Radio Veneto e di Radio Oreb. Con me Elena Mattiuzzo, buongiorno anche a te. Buon pomeriggio Mirko, buon pomeriggio a tutti coloro che ci stanno seguendo televisivamente, a chi ci sta invece seguendo sulle frequenze appunto di Blu Radio Veneto e di Radio Oreb. Un pomeriggio intenso, un pomeriggio speciale, la gioia si vede anche meteorologicamente dal bel tempo e dal sole. Vi racconteremo da qui alle 16 quelle che sono state le tappe vissute da Monsignor Gardin prima dell'ingresso in Duomo e dell'inizio della celebrazione ufficiale. Però vogliamo conoscerlo, avremo modo di conoscerlo e di sentirlo più tardi nell'omelia, ma vogliamo capire un po' di più chi è Monsignor Gianfranco Agostino Gardin, nuovo vescovo della diocesi di Treviso. Lo facciamo in questa scheda curata da Giulia Salmaso che ne traccia un breve profilo. Il 94esimo vescovo di Treviso, Monsignor Gianfranco Agostino Gardin, è nato a San Polo di Piave, provincia di Treviso, ma in diocesi di Vittorio Veneto, il 15 marzo 1944. Dopo aver trascorso l'infanzia a Venezia presso la parrocchia francescana di Santa Maria Gloriosa dei Frari, entra professo dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali nel 1965 e viene ordinato sacerdote il 21 marzo 1970 nella Basilica del Santo a Padova. Vicerettore nel seminario teologico della sua provincia a metà degli anni 70, ha anche lavorato presso il mensile Messaggero di Sant'Antonio, curando la nascita della rivista Credere Oggi, di cui poi è stato direttore. È stato ministro provinciale di Triveneto e Lombardia dal 1988 al 1995 e poi dal 1995 al 2001 ministro generale dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali. Il nuovo millennio lo vede frate tra i frati a Treviso, la città che da oggi l'accoglie come nuovo vescovo e in cui Monsignor Gardin ha vissuto per 5 anni tra il 2001 e il 2005. Nel luglio 2005 la nomina direttore generale dell'Opera Messaggero di Sant'Antonio a Padova e 10 luglio 2006 la nomina ad arcivescovo titolare di Cissa, successivamente trasferito a Torcello e segretario della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica. Ha ricevuto l'ordinazione episcopale il 26 agosto 2006 nella Basilica del Santo a Padova dal cardinale Angelo Sodano, segretario di Stato Vaticano. Ha scelto come motto per il suo episcopato Domini Pulcritudine Correpti, avvinti dalla bellezza del Signore, e ha inserito nel suo stemma simboli del suo ordine francescano, della parola e del pane, della città di Treviso e dei fiumi Sile e Piave. E questo in sintesi era dunque il profilo biografico del nuovo vescovo di Treviso, Monsignor Gianfranco Agostino Gardin. Avremo modo di conoscerlo nel corso delle settimane, dei mesi, speriamo ovviamente degli anni qui nella diocesi, una figura che poi avremo modo di conoscere meglio anche attraverso alcune testimonianze. La piazza Duomo nel frattempo si sta riempiendo sempre più di gente, di persone, di tutti i sacerdoti, i suoi confratelli, i frati minori conventuali che parteciperanno e concelebreranno con lui la cerimonia. 2 cardinali presenti, lo ricordo, e una dozzina di vescovi parteciperanno a questa cerimonia. Ma abbiamo detto, in questa prima ora che precede la Santa Messa racconteremo quello che è stata la sua giornata, a partire dalla Basilica del Santo di Padova, dove, come abbiamo sentito nella scheda, lui è stato ordinato vescovo nel 2006. E allora, per cominciare a rivivere questa giornata, la sua giornata, diamo la linea alla nostra postazione interna, dove con Elena Mattiuzzo c'è il direttore di Telechiara, Alberto Feltrin. A voi la linea. Sì, buongiorno ai telespettatori, buongiorno ai radioascoltatori, grazie per essere con noi. Hai detto bene Mirko, hai detto i confratelli frati minori conventuali, perché le radici di Monsignor Gardin stanno proprio lì, stanno in quella grande casa, in quella grande famiglia che è il Sant'Antonio di Padova. Come abbiamo sentito dalla scheda di Giulia Salmaso, è un pastore questo che ha radici venete, non soltanto trevigiane, la cittadina in cui è nato. Nasce a Treviso, ma è diocesi di Vittorio Veneto,
entra nella grande famiglia dei frati minori conventuali e diventa frate a Padova, appunto alla Basilica del Santo, dove opera per molti lunghi anni. E nasce la sua partenza, diciamo, per la diocesi di Treviso avviene proprio da questa sua casa, da questa sua grande famiglia. Possiamo vedere anche le immagini che abbiamo registrato, ecco qui la Basilica del Santo di Padova. È stato un momento molto semplice, naturalmente, in un momento così di saluto con i confratelli che hanno preso un po' il suo posto, tra l'altro. Tra i presenti, tra i confratelli che erano con lui alla partenza dalla Basilica del Santo c'era per esempio padre Danilo Salezze, ecco lo vediamo Monsignor Gardin in queste immagini, dietro di lui padre Enzo Poiana, il rettore della Basilica, naturalmente insieme a lui che per un istante ha posato per noi, per i fotografi, c'era il provinciale padre Gianni Cappelletto, lo vedete alla sinistra del vescovo, e poi qui ancora oltre a padre Danilo Salezze sulla destra, a sinistra padre Enzo Poiana, rettore appunto della Basilica. Dicevamo appunto che la partenza dalla Basilica del Santo è significativa perché qui Monsignor Gardin ha avuto le sue radici, per così dire, spirituali. È stato docente di teologia morale presso l'Istituto Teologico Sant'Antonio dal 1973 al 1988, è stato ispiratore, fondatore e poi direttore anche della rivista Credere Oggi e poi è stato direttore generale del Messaggero di Sant'Antonio per un anno. Tra l'altro ha avuto anche molti altri ruoli all'interno della comunità dei frati minori conventuali. Ecco, qui lo vediamo, sale nella sua auto e poi viene accompagnato, scortato dai carabinieri fino alla prima tappa, all'ingresso di Santa Maria di Sala, la prima porta, per così dire, tra la Basilica e la città di Treviso, la prima porta appunto della diocesi della Marca. Bene, noi... Alberto, anche il fatto che abbia voluto proprio partire da Padova e assieme ai suoi confratelli, quindi anche un segno proprio di comunione profonda di Monsignor Gardin con i suoi conventuali. Certo, è una comunione che si è espressa veramente in tanti momenti. Noi ne abbiamo parlato con il suo successore alla guida, alla direzione generale del Messaggero di Sant'Antonio, che è padre Danilo Salezze, ne abbiamo parlato così, gli abbiamo chiesto che personalità sia quella di Monsignor Gardin, qual è stato il suo ruolo, qual è il saluto naturalmente e l'augurio che il suo successore oggi alla guida della grande realtà del Messaggero di Sant'Antonio rivolge al confratello vescovo. Bene, lo sentiamo in questa intervista che pregherei la regia di mettere in onda. Monsignor Gianfranco Agostino Gardin, oggi vescovo di Treviso, è stato per molti anni al Messaggero di Sant'Antonio, per 8 anni, è stato anche fondatore della rivista e poi direttore della rivista Credere Oggi, per 2 anni è stato anche direttore generale dell'opera del Messaggero di Sant'Antonio, oggi diretta da padre Danilo Salezze. Padre Danilo, allora che figura è stata per il Messaggero Monsignor Gardin? Lei ha appena accennato al fatto che è stato, possiamo dire, il fondatore e l'animatore di Credere Oggi, questa rivista pensata per dare il pane della parola teologica ai laici. Quindi lì si capisce anche un po' la personalità e anche proprio l'impegno di padre Agostino Gardin perché la teologia diventi una possibilità per tutti. E costituisce la sua personalità anche questo aspetto. Che eredità ha lasciato il Messaggero? Ma intanto l'eredità di una persona che ha saputo incoraggiare profondamente quello che è il mandato del Messaggero di Sant'Antonio di essere formatore di coscienze cristiane. Ecco, la personalità anche intellettuale di Agostino Gardin è spiccata, però sa coniugare la teologia, la spiritualità che chiamiamo alta,
con un'attenzione anche a quella che potremmo definire nel nostro caso devozione popolare. Quindi saper coniugare insieme teologia e quella fede che si esprime nel vissuto quotidiano. In questo senso ha saputo farsi vicino ai nostri lettori, ai nostri associati. È una persona che la gente ha sentito vicino. Voi avete condiviso e condividete anche molto di più del Messaggero, vale a dire l'anima, la spiritualità francescana, antoniana. Dal punto di vista così della fede, della personalità, che cosa si può dire di Monsignor Gardin? Ecco, direi di Agostino Gardin che intanto è un uomo profondamente ecclesiale. Diciamo, è un vescovo della Chiesa, ma ha una sua natura profondamente ecclesiale, come cristiano, come sacerdote, come francescano, una visione sinodale della Chiesa. Lui, da sacerdote, fin da giovane, ma anche da ministro provinciale, anche da generale dell'ordine, ha sempre raccomandato anche a noi frati di essere nella Chiesa, con la Chiesa, di essere profondamente fratelli, ad esempio, con i sacerdoti nelle parrocchie, condividere. Qual è il suo augurio? Che Padre Agostino proprio trovi molta accoglienza e che sia felice di essere con il popolo di Dio che ha sempre amato. L'intervista del direttore di Telechiara al direttore del Messaggero, padre Danilo Salezze, avete sentito quindi tratteggiare un altro aspetto della figura di Monsignor Gardin, sa coniugare l'aspetto teologico alla fede del vissuto popolare, diceva padre Salezze. Questo è uno degli aspetti che molte altre persone hanno riconosciuto di Monsignor Gardin. Ed è una cosa che sentiremo anche dopo con altre testimonianze che abbiamo raccolto nel corso di queste settimane. La Chiesa nel frattempo si sta già riempiendo, la Chiesa cattedrale, i posti assegnati alle autorità, il coro che sta preparando, anzi possiamo già citarlo, sta facendo le ultime prove, il coro della cattedrale di Treviso con altri cori della città di Treviso insieme a quello di Maerne, diretti dal maestro Michele Bozzobon, all'organo il maestro Giovanni Feltrin. E poi avremo modo con Don Antonio Guidolin nel corso della celebrazione di entrare anche negli aspetti liturgici. Ma c'è la diocesi, appunto, la diocesi di Treviso, di cui Monsignor Gardin diventa vescovo da oggi, la diocesi che è una delle più grandi della regione ecclesiastica del nord-est, una delle più popolose. Cerchiamo di conoscerla in sintesi, purtroppo, con questa breve scheda. La diocesi di Treviso è una delle 15 diocesi della regione ecclesiastica triveneta. Si estende su quasi 2.200 km² nei territori di 4 province: Treviso, Venezia, Padova e Vicenza. I limiti geografici corrispondono da una parte al fiume Piave, dall'altra al Muson dei Sassi. Le parrocchie sono 263, con una popolazione che ormai arriva a 900.000 abitanti. I sacerdoti diocesani sono 451, 180 quelli regolari, 19 i diaconi permanenti. Il territorio è attualmente suddiviso in 17 vicariati foranei e sempre maggiore è la realtà delle collaborazioni pastorali che uniscono 2 o più comunità sotto un'unica guida. Articolata l'organizzazione degli uffici pastorali, suddivisi tra la Curia di Piazza Duomo e Casa Toniolo, sede anche di associazioni e dei mezzi di comunicazione sociale. Forte la presenza di ordini religiosi maschili e femminili che arricchiscono di carismi tutte le comunità. Fino al 20 agosto 2009 la diocesi è stata guidata da Monsignor Andrea Bruno Mazzoccato, ora arcivescovo di Udine, e nel periodo successivo, fino ad oggi, il Papa l'ha affidata al Patriarca di Venezia, il Cardinale Angelo Scola, come amministratore apostolico. La diocesi sta attualmente seguendo il piano pastorale Camminate nella carità come Cristo ci ha amato, dall'esortazione pastorale di Monsignor Mazzoccato, e l'anno in corso, come tutta la diocesi, è consacrato alla figura di Maria, Madre di Dio.
Maria, Madre di Dio, è il tema portante dunque dell'anno pastorale. Molti trevigiani ricorderanno il grande appuntamento allo stadio del rugby, 8.000 persone con la grande convocazione diocesana, il 6 giugno, il giorno della tromba d'aria a Vallà, tra l'altro. Sì, ci fu questa concomitanza, insomma. Diocesi che, come abbiamo detto nella scheda, si estende sul territorio di 4 province, Treviso per la maggior parte, una parrocchia sola in provincia di Vicenza e poi parte del veneziano e parte del padovano. È proprio lì, appunto, al confine tra la realtà di Padova e la realtà della diocesi di Treviso, che Monsignor Gianfranco Agostino Gardin ha fatto il suo primo passaggio. Possiamo, credo, già fra qualche istante vedere alcune immagini di questo momento, che è stato il primo passaggio. Un territorio di confine, appunto, amministrativamente appartiene alla provincia di Venezia e invece dal punto di vista diocesano, per motivi storici, appartiene alla diocesi di Treviso. Vediamo già alcune immagini, appunto, di questo benvenuto. La parrocchia, anzi le parrocchie, perché è una collaborazione pastorale, appunto, tra Veternigo, Santa Maria di Sala e Stigliano, lì si sono radunate all'1 di oggi. Vediamo alcune immagini, autorità civili, tutte le comunità. Qui vediamo i neocatecumenali che hanno dato il loro benvenuto, ma sappiamo che tutte le parrocchie si sono date da fare con i vari gruppi. Vediamo alcuni ragazzi, gli scout, che hanno voluto dare il loro benvenuto, e questo è successo anche lungo tutto il tragitto, lungo la statale nualese. Questo è il vicario delegato ad Omnia, Monsignor Giuseppe Rizzo, proprio nei minuti di attesa dell'arrivo del Vescovo a Santa Maria di Sala, accompagnato dalle staffette. Ecco, questi proprio i momenti di arrivo, il primo contatto anche fisico con la sua nuova diocesi, il Vescovo sorridente che saluta dalla macchina e arriva, appunto, per il primo benvenuto, il primo piede, appunto, messo in terra della diocesi trevigiana. Vediamo anche il delegato per la pastorale, Monsignor Livio Buso, e gli applausi di tanta gente che si era radunata lì, appunto, il vicario foraneo di Noale, Don Mario Salviato, molte altre autorità presenti in questo bel momento di festa, appunto, come è stato poi lungo tutta la strada, e sono i momenti che vi stiamo raccontando. Sì, è sempre una gioia, immagino, per una parrocchia organizzarsi per ricevere l'arrivo di un nuovo vescovo. Sostanzialmente è la prima tappa di una ipotetica visita pastorale di Monsignor Gardin, che auspichiamo, insomma, anche nel futuro, e quindi le autorità, ma soprattutto la gente comune, i ragazzi, pensiamo a chi è impegnato anche nella pastorale della parrocchia, ovviamente esprime la gioia nel conoscere il nuovo pastore, quello che poi sarà la guida della Chiesa, appunto, negli anni a venire, ed è una sorta di umanizzazione anche, penso, del Vescovo stesso, che si sente vicino alla sua gente. Dopo aver visto proprio le prime immagini, i primi istanti dell'ingresso a Santa Maria di Sala di Monsignor Gardin, vi proponiamo nel prossimo invece contributo quelli che sono stati proprio gli interventi delle autorità a saluto del nuovo pastore. In primis sentiremo il sindaco di Santa Maria di Sala, Paolo Bertoldo, e poi, in rappresentanza della provincia di Venezia, il vicepresidente Marco Dalla Torre, e in ultimo naturalmente anche l'intervento e le parole di Monsignor Gardin. Grande onore per me porgere il saluto e il benvenuto dell'amministrazione comunale di Santa Maria di Sala al nuovo padre spirituale e pastore delle nostre comunità, che vivono a cavallo dei confini della diocesi di Padova e di Treviso, e sono certo di interpretare in questo anche i sentimenti dell'intera società civile, dei sindaci e delle autorità e di tutte le persone qui presenti. La nostra realtà comunale, come tutta la società veneta, è caratterizzata da una grande tradizione di lavoro, attenta allo sviluppo che ha saputo costruire nei lunghi anni del dopoguerra, ma sa contestualmente essere generosa, ospitale e ricca di iniziative di volontariato sociale e di impegno civile. La sua venuta eccellenza arriva tuttavia in un momento di grave crisi economica che sta pesantemente colpendo anche i nostri paesi. Congiuntura che penalizza soprattutto i giovani, le famiglie numerose e monoreddito e gli immigrati. La crescente mancanza di lavoro e le difficoltà economiche stanno anche purtroppo palesando nuove emergenze e preoccupanti segni di disgregazione di una società civile sempre più povera dei suoi tradizionali valori etici e morali ed è esposta al pericolo di divenire sempre più egoista e meno solidale.
E proprio in questi momenti noi amministratori dobbiamo avere la consapevolezza che la nostra azione deve essere ispirata al più autentico spirito di servizio a favore dell'uomo e della sua dignità, porgendo particolare attenzione alle situazioni di povertà e di sofferenze e dei bisogni individuali e collettivi ai quali nessuno può restare indifferente e dei quali tutti coloro che hanno responsabilità pubbliche devono solidarmente dare risposte. Con questa realtà si deve confrontare anche la Chiesa e la sua gerarchia, e in particolare i parroci e i vescovi. E come ha detto il Santo Padre, il vescovo è uno che guarda il cuore. È il padre, il pastore, è colui che ammaestra proprio come ha fatto Cristo. Il compito del vescovo è di proclamare la speranza evangelica, proprio quella prospettiva della speranza che deve animare anche noi politici ed amministratori per costruire un futuro che possa essere migliore dei difficili giorni che stiamo vivendo. Questa nuova sfida rende più che mai indispensabile un rapporto di costante collaborazione fra le istituzioni civili e quelle religiose, che hanno l'insostituibile compito di promuovere i valori religiosi e morali dell'umanità, che devono sempre accompagnare ogni progresso materiale. Con questo spirito le auguriamo eccellenza ogni bene e le assicuriamo ogni più proficua collaborazione nell'interesse della crescita morale e materiale della nostra collettività, impegnata nella ricerca di un futuro di prosperità e nel recupero dei valori etici e morali che hanno storicamente caratterizzato questa nostra terra veneta. Sono certo che tutti i fedeli e le parrocchie le saranno vicini in questo suo nuovo impegnativo servizio, così come le istituzioni pubbliche e locali non le faranno mancare la loro collaborazione, soprattutto in questi giorni in cui siamo tutti chiamati a costruire un futuro per una nuova società multietnica e in cui è indispensabile riconfermare i valori fondanti della nostra società. Eccellenza, ancora benvenuto quindi nel nostro comune di Santa Maria di Sala e nella nostra diocesi di Treviso, e a nome di tutta la cittadinanza grazie per legge onorati della sua presenza. Eccellenza, buongiorno, le porto il saluto della provincia di Venezia. La provincia di Venezia partecipa alla diocesi di Treviso, qui io mi onoro di far parte abitando a Marcon, con 13 comuni con quasi 200.000 abitanti. La provincia di Venezia è una terra fertile, di gente che lavora, solidale, di gente che ha costruito dalla propria fatica, conoscendo valori, i valori cristiani, i valori della solidarietà, dell'amicizia, il proprio lavoro, la propria fortuna, il proprio futuro. In questo periodo stiamo vivendo diverse difficoltà economiche che mettono a repentaglio molto spesso la vita della famiglia, e la collaborazione tra il pastore e le comunità, tra il pastore e le amministrazioni locali, la provincia deve essere punto di riferimento per aiutare questa gente che si trova sul serio in difficoltà. Credo che assieme questo percorso dobbiamo farlo. L'amministrazione provinciale si onora di avere il nuovo vescovo, sarà presente nei momenti essenziali della vita pastorale, parteciperà con impegno a far sì che questa nostra terra fertile, gioiosa, ma anche con queste difficoltà possa crescere e guardare al futuro con più attenzione. Le porto ricordo personale. Io, come cittadino, come parrocchiano, mi ricordo del vescovo Mistrorigo. Spero di ricordarmi anche di lei, senz'altro. La provincia di Venezia è, ha tante cose, tante peculiarità. C'è una cosa che la contraddistingue, il vetro di Murano, che oggi per certi versi è vetro che si costruisce anche in tutti i comuni, anche della sua diocesi. Ci sono molte fornaci e mi permetto di portarle questo piccolo omaggio da parte della provincia di Venezia, perché sia un ricordo di questo suo arrivo nella nostra terra.
Un ricordo dunque anche dalla provincia di Venezia, territorio di Santa Maria di Sala. Ecco un calice in vetro, appunto, come detto, dalle mani del vicepresidente Mario Dalla Torre. E ora il parroco di Santa Maria di Sala, un ricordo anche prima da parte del sindaco. E che il nostro simbolo è anche, posso averla, la porta in diocesi e si ricordi di Santa Maria di Sala. Grazie. I due oggetti ricordo, ora le parole al parroco di Santa Maria di Sala, Don Mario Rossetto. Eccellenza, le porgo il mio affettuoso benvenuto nella comunità di Santa Maria di Sala. Ringrazio tutte le autorità civili qui convenute per essere presenti a questo bel momento di Chiesa e di cittadinanza. Siamo qui ad accoglierla noi, 4 sacerdoti che servono le comunità di Santa Maria di Sala, Veternigo e Stigliana, insieme alle religiose e a tutti i fedeli laici che compongono queste comunità. In me c'è in questo momento un forte sentimento di gratitudine, perché sono le nostre parrocchie di confine per prime ad incontrarla in diocesi. Questo fatto diventa un motivo per rafforzare i legami con il centro della diocesi, legami che in questi anni abbiamo cercato sempre di far crescere e maturare. La sua venuta è un evento inaspettato per noi e quindi lo cogliamo come un dono di grazia che lo Spirito Santo ci sta offrendo. Sta a noi adesso metterci in ascolto profondo dello Spirito per capire che cosa il Signore ci vuole dire, che cosa vuole dire ora alle nostre comunità parrocchiali con questo incontro. Nel Vescovo vediamo il successore diretto degli Apostoli che Cristo oggi ci invia come pastore. In questi tempi di confusione e di forte individualismo, anche per la nostra gente cristiana, ci si sente disorientati e si rischia di perdere un po' il senso della Chiesa. Incontrando personalmente lei, come Vescovo, perciò riconosciamo il successore degli Apostoli, che ci garantisce il legame con Cristo e con tutta la Chiesa universale. La nostra parrocchia ha da poco festeggiato i 400 anni di consacrazione di questa Chiesa alla Natività della Beata Vergine Maria. Ci rivolgiamo a lei e ci rivolgiamo a lei, Maria, la serva di Dio, per una preghiera di intercessione su di lei per la missione che sta incominciando nella Chiesa trevigiana. Del parroco. O Maria, avvolgi col tuo manto d'amore il nostro Vescovo Gianfranco Agostino, custodiscilo e accompagnilo nel suo servizio per essere tra noi il pastore di Cristo. Queste le parole del parroco Don Mario Rossetto, ora le prime parole in terra trevigiana del nuovo Vescovo. Ringrazio il signor Sindaco, il vicepresidente della provincia e il parroco che si sono fatti voce un po' di tante realtà che sono qui presenti. Di solito si dice che il buongiorno si vede dal mattino. La giornata del mio ingresso a Treviso sostanzialmente comincia adesso, comincia qui e mi pare che è davvero il preludio di qualcosa di davvero confortante, di molto bello, la vostra presenza, la vostra cordialità, queste parole così partecipi che ho sentito anche con un riferimento molto intenso a questi valori cristiani che davvero tutti ci sentiamo impegnati a non perdere o a non disperdere, perché sono una nostra straordinaria ricchezza. Ecco, io sono venuto qui, venendo da Padova, perché un po' sono le 3 province alle quali sono legato. In quella di Treviso sono vissuto, in quella di Venezia sono cresciuto, in quella di Padova sono vissuto a lungo, quindi in questo luogo di confine delle 3 province per me è davvero significativo iniziare
anche se poi io a Venezia ero veneziano insulare, allora si diceva che gli altri erano campagnoli, ma ormai è passata questa distinzione, non si fa più, siamo in epoca di globalizzazione. E quindi ha un significato davvero per me molto bello iniziare da qui, iniziare da questo luogo che in qualche maniera riassume un po', essendo un luogo nodale appunto, riassume un po' queste diverse zone in cui la diocesi è presente, perché Treviso, Venezia, Padova sono territori della diocesi. Grazie di cuore quindi davvero di questo momento, della vostra partecipazione, grazie ai sindaci, grazie alla comunità parrocchiale. Io credo che essendo la prima comunità nella quale io sosto si stabilisce un legame particolare, diciamo un po' il primo amore. Quindi stabiliamo un rapporto spirituale anche di amicizia, di preghiera. Io sempre dovrò ricordarmi che sono entrato in diocesi di Treviso passando attraverso la comunità di Santa Maria di Sala. E voi ricordate il vostro vescovo. Grazie. Dovrei ricambiare invitandovi tutti in episcopio, ma non ho carreghe per tutti. In qualche maniera cercherò di sdebitarmi per questa vostra simpatica accoglienza. Grazie veramente di cuore. Fanno cocada che par tutti. Un vescovo che davvero è vicino alla sua gente, li ha invitati tutti in episcopio, questo non è possibile perché naturalmente l'episcopio è quasi al completo. In realtà queste sono le tappe, avete visto l'ingresso a Santa Maria di Sala che vi stiamo proponendo, siamo in diretta e proprio in questo momento il allora, vescovo è arrivato. Visto che non tutti possono entrare in episcopio, facciamo vedere noi le immagini del vescovo che arriva in episcopio prima dell'incontro con la città, Eccole, le stiamo vedendo in questo istante. Ecco, vediamo in questo istante il vescovo sta appunto entrando. È una brevissima pausa perché subito dopo si recherà in Piazza dei Signori per incontrare e ricevere il saluto della città di delle Treviso autorità cittadine. Delle autorità. In realtà subito dopo Santa Maria di Sala Monsignor Gardina ha scelto un secondo luogo per fare un'altra tappa, per fermarsi e per incontrare altre persone scelte appositamente tra, diciamo, le fasce più deboli della società, ed è andato in casa di riposo, giusto? Certo, e noi appunto siamo andati ad accoglierlo insieme alla comunità di San Giuseppe, ai giovani di San Giuseppe che hanno anche cantato una canzone di benvenuto. Dovremmo avere, ecco, vediamo qui le immagini appunto di questo incontro con il mondo degli anziani, un incontro particolarmente significativo voluto dal Vescovo in questo istituto che è un istituto particolarmente rappresentativo per la diocesi, per la realtà trevigiana. È l'Istituto Menegazzi, le sue origini risalgono al 1898 e il presidente dell'Istituto Fausto Favaro ha ricordato appunto le origini, il senso anche di questo servizio, un servizio che continua, un servizio estremamente prezioso. Pensate, conta questo istituto 4 sedi, 850 anziani, molti di loro erano presenti a questo incontro con il nuovo vescovo di Treviso, 600 i dipendenti, al suo attivo anche 2 centri diurni, quindi in 2 delle sedi costituisce anche punto di incontro della città, la città degli anziani. Particolarmente significative le parole del Presidente durante il saluto. Quando tutto va bene, ha detto il Presidente Favaro, gli anziani vengono dimenticati, dobbiamo far capire all'esterno invece quanto valgono, cosa si fa per loro e quanto contano anche nella nostra vita, nella nostra storia. Un momento particolarmente toccante è stato quello durante il quale un ospite ha dato il suo saluto al Vescovo. Dovremmo avere l'audio, proviamo anche a sentire che cosa ha detto. Chiediamo a vostra eccellenza, essendo più vicini a Dio, di pregare per tutti noi affinché ci dia tanta salute,
a noi e alle nostre famiglie e che ci sia la pace nel mondo. Lei sarà sempre nei nostri cuori. Grazie ancora da tutti i nonni del Menegazzi, Maria Poli. Non so se la conosci. La signora Maria, la classica signora Maria. Penso sia stata una gioia immensa anche per questi anziani, una giornata così particolare, così intensa, e significativo anche la decisione di Monsignor Gardina di incontrare proprio gli anziani, quindi le persone insomma, più sole, un po' al margine della società, è un messaggio di grande vicinanza che ha voluto dare. Certo, ecco, persone che sono nel nostro cuore, e ha spiegato il perché Monsignor Gardina. Anche qui dovremmo avere credo anche la voce di Monsignor Gardin in questo ulteriore contributo. Prego la regia di mandare in onda questo breve passaggio delle parole agli anziani del nuovo Vescovo di Treviso. La città di Treviso si sta preparando ad accogliere il nuovo Vescovo. Ma è una giornata splendida, un sole meraviglioso, e credo che meglio di una giornata di questo tipo non si poteva avere per accogliere Sua Muraro al Eccellenza microfono Monsignor di Francesca Agostino Iuculano. Gardin. Pregherei, Treviso, vediamo se la regia Treviso riesce a raccoglie a braccia recuperare aperte le parole di Monsignor Gardin. Naturalmente abbiamo raccolto molte testimonianze che adesso faremo sentire, tornando però alla visita di Monsignor Gardina all'Istituto Menegazzi alle porte della città. Lui è arrivato intorno alle 2:15. Vediamo se dalla regia è pronto la dichiarazione, l'intervento del Vescovo appunto nella casa di riposo degli anziani. Per un'accoglienza così calorosa, così cordiale, così bella, e tutti voi che rappresentate anche le altre case, gli ospiti delle altre case, e rappresentate la fascia anziana, diciamo, della nostra diocesi. Ecco, questo passaggio in questo luogo per me è importante. Voi sapete che il momento centrale, culminante del mio ingresso in diocesi sarà certamente la celebrazione dell'Eucaristia nella cattedrale. Però sapete come Gesù, prima di celebrare l'Eucaristia, secondo quanto ci racconta il Vangelo di Giovanni, ha voluto fare prima la lavanda dei piedi. In certo modo, io adesso non lavo i piedi a nessuno, intendiamoci, ma vorrei dire che questo dovrebbe essere un atto di attenzione a questa dimensione così importante della nostra vita, che è precisamente il servizio, l'attenzione, la cura di coloro che hanno bisogno di tutto questo. Di attenzione, ha detto Monsignor Gardin, all'Istituto Menegazzi verso le persone che hanno bisogno, verso le persone che magari con difficoltà vivono anche questi momenti così forti. Alberto, c'è raggiunto in postazione anche un altro ospite. Anche un carissimo amico di Telechiara, perché in realtà è qualcosa di più, perché è il responsabile dell'Associazione Amici di Telechiara, che sta svolgendo anche un'attività davvero importante per la nostra televisione, per fare in maniera che questa televisione sia sempre più partecipata, sempre più vicina a eventi come questo, ma anche come altri. Sì, cari amici, sono qui quale diacono, presidente di questa associazione, a rappresentarvi e innanzitutto ad augurare al nuovo vescovo, che fra pochi minuti si accinge a celebrare e a insediarsi in questa diocesi, augurare un fecondo ministero. E vi rappresento tutti e lo faccio a nome di tutti. Un augurio vero e sincero. L'Associazione Amici di Telechiara, lo sapete cosa fa? Collabora direttamente con la redazione di Telechiara con tante iniziative, ed è per questo che sono a sottolineare l'importanza di questa associazione, perché contribuisce non solo fattivamente ma anche così a supportare anche economicamente la Telechiara con varie iniziative, tipo il pellegrinaggio che ci accingeremo ad avere fra pochi giorni, dal 18 al 25 febbraio. Ecco, e questo è il mio invito di sostenere Telechiara attraverso l'associazione, e lo potete fare in vari modi durante le giornate, lo vedrete. Ha accennato al pellegrinaggio alle reliquie di Sant'Antonio, insomma, di cui Telechiara parlerà insomma, anche ampiamente prossimamente. Grazie. Alberto, abbiamo visto poco fa quindi proprio l'immagine del presidente della provincia di Treviso, Leonardo Muraro. Perché? Perché il vescovo Monsignor Gardin, dopo la casa di riposo Menegazzi, si è recato in Piazza dei Signori, a Palazzo dei 300, dove ha incontrato le autorità della provincia e della città di Treviso. Dove si trova in questo momento. Noi abbiamo difficoltà
difficoltà a poter portare in diretta certo. queste, però insomma qualcosa sono siamo riusciti in leggerissima a differita e allora vi proponiamo proprio il saluto e anche l'augurio del Presidente della Provincia Muraro al microfono di Francesca Ioculano. Presidente, la città di Treviso si sta preparando ad accogliere il nuovo Vescovo. Ma è una giornata splendida, un sole meraviglioso e credo che meglio di una giornata di questo tipo non si poteva avere per accogliere Sua Eccellenza Monsignor Agostino Gardin. Treviso, la provincia di Treviso lo accoglie a braccia aperte questo nostro amico francescano che rappresenta quei valori importanti da stare insieme, quei valori della comunità. Io mi auguro di trovare sicuramente un ottimo rapporto come abbiamo sempre avuto anche con il vescovo precedente Bruno Andrea Mazzoccato per portare avanti quei valori culturali, religiosi della nostra gente, del nostro territorio per costruire una grande provincia, una grande diocesi dove poter offrire sempre più qualità alle persone, aiutare le persone che hanno bisogno, quei lavoratori che sono in cassa integrazione per poter sostenere questo ruolo fondamentale per il nostro domani che è la famiglia. Ecco, un augurio al nuovo Vescovo che sta per intraprendere questo cammino. Beh, un ben ritornato, essendo anche nativo della provincia di Treviso, a San Paolo di Piave, per cui un bentornato in provincia di Treviso, siamo qui a braccia aperte per lavorare insieme per un domani più sereno per tutti i nostri cittadini. E naturalmente per una fattiva collaborazione anche con le istituzioni. Queste le parole d'augurio e di saluto quindi del Presidente della provincia di Treviso, Leonardo Muraro. Il Vescovo Monsignor Gardin in realtà sta incontrando anche il Sindaco e le autorità appunto della città di Treviso. Autorità civili, autorità militari appunto nella sede civile di Palazzo dei 300, Piazza dei Signori, salotto buono della città di Treviso. Allora, dopo aver sentito le prime parole di augurio del Presidente della provincia di Treviso, entriamo anche qui in leggera differita nella cerimonia di saluto che la comunità civile appunto, e le autorità militari hanno voluto dare al nuovo Vescovo, sempre con il contributo di Francesca Ioculano, delle immagini di Vittoria Elena Pontini, Palazzo dei 300 con il saluto al nuovo Vescovo del Sindaco di Treviso Giampaolo Gobbo. Vediamo. Eccellenza Monsignor Gianfranco Agostino Gardin, Onorevole Ministro, Signor Sindaco, Signor Presidente della Provincia, autorità civili e militari. Ha inizio questo momento di incontro con il nuovo Arcivescovo-Vescovo della Diocesi di Treviso. Nel ringraziarvi per la vostra partecipazione qui al Salone dei 300, cedo la parola al Signor Sindaco, Onorevole Giampaolo Gobbo, per il saluto. Grazie, prego. Cittadini, fedeli, autorità civili e militari, oggi è una bellissima giornata e anche un grande giorno per la nostra diocesi. Dopo 7 mesi abbiamo il nostro Vescovo, uomo ovviamente di grande prestigio, frate francescano, di origini trevigiane, ma che certamente e ovviamente per la sua missione è stato nel mondo e porta ovviamente il Verbo di Cristo nel mondo. Io leggerò queste 2 righe, ma si sappia che comunque la mia defezione, diciamo, la mia emozione oggi, perché soprattutto i francescani, dobbiamo dirlo, con la città di Treviso hanno avuto parola ovviamente inglese, un feeling importante. Rivolgo a tutti appunto in questa giornata un saluto e ricordando il suo predecessore Monsignor Mazzoccato, che tanto ha avuto a cuore la nostra città, la nostra gente, la nostra terra, noi siamo ora pervasi da un sentimento di rinnovata gioia per il ritorno di un altro nostro concittadino, illustre figlio di questa generosa terra, che continuerà certamente l'opera del suo predecessore. Eccellenza Monsignor Gianfranco Agostino Gardin, nostro Vescovo, la città di Treviso per mio tramite le rivolge un commosso abbraccio
nella piena consapevolezza che ella già ben conosce le nostre anime, le nostre forti ed antiche radici religiose, la nostra storia segnata da sofferenze, eroismi, coraggiose rinascite, ma soprattutto la nostra laboriosità, il nostro ottimismo, la generosità e l'altruismo, come del resto lei ha già sottolineato nel suo saluto alla diocesi, ricordando il tempo recentemente trascorso presso l'amato convento dei frati minori di San Francesco. La nostra comunità, dalle sue origini contadine e da una situazione di povertà ed emigrazione, ha saputo faticosamente creare una realtà economica e sociale particolarmente avanzata e portatrice di quel cosiddetto benessere che però troppo spesso a volte ci fa dimenticare quale sia la vera umanità. Ma oggi anch'essa conosce gli effetti dirompenti di questa crisi che sta attanagliando l'economia mondiale e si trova a dover affrontare le tragiche problematiche legate alla disoccupazione e alla precarietà, oltre anche forse alla perdita di identità delle generazioni più giovani. Precarietà che oggi sembra far parte di un lontano passato e che insieme siamo chiamati a risolvere con grande attenzione. Il nostro comune impegno, pertanto, deve rivolgersi alla tutela delle famiglie, primo e fondamentale nucleo della vita sociale, ai giovani nel loro cammino di ricerca di identità, al fenomeno dell'immigrazione che ha portato tanti uomini e donne a giungere nella nostra terra nella speranza di trovare la soluzione dei loro secolari problemi con tutte le difficoltà di integrazione, ma che debbono assolutamente rendersi conto che le nostre leggi, la nostra cultura e soprattutto la nostra identità devono essere rispettate e che certamente non possiamo risolvere tutti i problemi del mondo a casa nostra, ma soprattutto alle fasce deboli della nostra comunità, quali gli anziani, i diversamente abili e i malati. La nostra gente sente che il suo amore pastorale, formato e guidato dal suo spirito francescano, troverà modo di esprimersi nella sua pienezza e maturità quale riflesso dell'amore infinito e universale di Dio e testimonianza dell'altissima missione a lei affidata. Fiducia e speranza, questi sono i sentimenti che percepisco intorno a lei e siamo certi che sotto la sua guida spirituale questa città riuscirà a scrivere nuove pagine importanti nel solco di quei valori, di quegli ideali, di quei principi che hanno fatto la forza del popolo veneto, anche nei momenti più tragici, superando con forza e dignità gli insidiosi pericoli che ne hanno ostacolato il cammino. Il vero bene di una comunità, che deve costituire il fine primario di quanti operano per essa, può essere perseguito solo se si costruisce un autentico rapporto di collaborazioni fra il pastore delle anime ed i responsabili delle pubbliche istituzioni. È un auspicio e un impegno che formulo di cuore nel giorno in cui ha inizio la sua preziosa missione di Vescovo nella nostra città di Treviso. Ci aiutino e ci guidino in questo compito i nostri santi protettori della città e del popolo veneto. Viva San Liberale, viva San Marco e viva il nostro Vescovo. E queste quindi le parole del sindaco di Treviso Giampaolo Gobbo. Siamo nuovamente in diretta su Telechiara, Telepace, Blu Radio Veneto e Radio Oreb. Ci troviamo nella cripta del Duomo della Chiesa Cattedrale di Treviso per raccontarvi l'ingresso del nuovo vescovo, Monsignor Gardin. Il primo cittadino di Treviso ha ricordato il legame profondo che lega la comunità dei francescani alla città di Treviso. Eh sì, proprio la Chiesa dei Francescani a Treviso, quella dei minori conventuali, perché poi c'è un'altra comunità di frati minori alle porte della città. La Chiesa dei minori conventuali a Treviso è di proprietà del comune ed è loro affidata da ormai più di 80 anni. Noi proprio il giorno dopo la nomina di Monsignor Gardin, il giorno della grande nevicata, lo ricorderete, abbiamo raggiunto il padre guardiano Fra Marco Moroni, che con padre Agostino ha vissuto per alcuni anni. Quando Fra Agostino, lasciato il servizio di ministro generale dell'ordine, è stato un semplice frate tra i frati. Infatti
loro lo chiamavano più semplicemente Fra Agostino. Allora sentiamo un tratto della personalità del nuovo vescovo dal padre guardiano della chiesa di San Francesco a Treviso, Fra Marco Moroni. A me sembra la semplicità dei toni della vita di tutti i giorni. È proprio vero che unisce, Padre Agostino unisce una competenza molto ampia, soprattutto nel campo della vita religiosa, nel campo della teologia, ma anche poi dal punto di vista culturale, a una semplicità di vita, alla disponibilità anche alla vita comunitaria, ai piccoli ruoli. Qui in convento si fa un po' di tutto, insomma, anche come in una famiglia ci diamo una mano anche per le piccole cose, per apparecchiare la tavola, per fare piccoli servizi, e mi sembra che Agostino abbia questo tratto che poi ha mantenuto, mi dicevano, aveva anche quando era generale dell'ordine, eccetera, così di familiarità. Insieme a questo una vena umoristica che di tanto in tanto emerge, che è così soprattutto nella vita familiare, nella vita diciamo così privata. È chiaro che probabilmente nella predicazione o altro non è questo lo scopo, insomma. E quindi così abbiamo apprezzato questo, la competenza, quindi la cultura, insieme alla familiarità. Ed era l'intervista a Fra Marco Moroni, che è il padre guardiano del convento dei Francescani a Treviso, con le immagini suggestive anche di quello 18 dicembre quando nevicava. Intanto vediamo le immagini però in diretta proprio di fronte al Duomo di Treviso. La gente gremita sta attendendo l'arrivo di Monsignor Gardin. Naturalmente la chiesa si sta riempendo, tra pochissimo entreremo anche con le telecamere di Telechiara all'interno. Ecco, vediamo proprio la gradinata del Duomo di Treviso, ormai colma di gente che sta davvero aspettando l'ingresso e l'arrivo di Monsignor Gardin. Ecco, inizierà tra poco la celebrazione, come dicevamo, due cardinali, l'amministratore apostolico che è il cardinale Angelo Scola che appunto consegnerà diciamo, la diocesi al nuovo pastore, e il cardinale Franco Rodè che è il prefetto della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata, dove ha svolto il suo servizio negli ultimi anni Monsignor Gardin, e poi una dozzina di vescovi che andremo a nominare via via. Saluto intanto, gli do il benvenuto al nostro compagno di viaggio per questa celebrazione liturgica, Don Antonio Guidolin, che ci guiderà nella celebrazione. 6 anni dopo dunque torna in questa cattedrale la celebrazione d'ingresso di un vescovo. Diamo una brevissima presentazione di questa cerimonia, che non comprende la consacrazione perché Monsignor Gardin è già vescovo. La cerimonia è anche molto semplice, perché è una grande celebrazione eucaristica che avrà dei momenti particolari, soprattutto all'inizio, quando ci sarà proprio l'accoglienza del nuovo vescovo da parte del patriarca, alcuni riti iniziali, e poi la grande celebrazione. È bello che un vescovo inizi proprio andando al cuore della fede cristiana, che è l'incontro con Gesù. La provvidenza ha voluto che questa celebrazione di ingresso avvenga in quella che potremmo quasi definire la domenica più vocazionale dell'anno. Ascolteremo 3 letture stupende che sono 3 chiamate, 3 storie di vocazione, ed è bello sentire dentro queste letture proprio la storia anche del nostro nuovo vescovo. C'è una parola del Vangelo che accompagnerà questa celebrazione, della parola prendi il largo. Gesù così dice all'amico Pietro, una parola che il Signore rivolge oggi in modo particolare al nostro nuovo vescovo Gianfranco Agostino. Quella parola che ha usato anche Giovanni Paolo II all'inizio del nuovo millennio, duc in altum, prendi il largo. E sappiamo quanto anche l'amore per Giovanni Paolo II sia presente nello stesso motto del nuovo vescovo, il quale porta proprio un'espressione tratta da una lettera, da una esortazione apostolica sulla vita consacrata, affascinati dalla bellezza di Cristo. Per cui Pietro è l'amico affascinato dalla bellezza di Gesù e prende il largo, si fida della sua parola. Ecco, il nostro nuovo vescovo altrettanto, se sta prendendo il largo in questa avventura nel servizio della fede della nostra diocesi, lo fa proprio come Pietro affascinato dalla bellezza del Signore.
e fidandosi totalmente della sua parola. Ecco, prendi il largo, quindi proprio il messaggio che anche Don Antonio adesso ci lasciava commentando quelle che saranno le letture che andremo ad ascoltare. Intanto la Chiesa continua a riempirsi di fedeli naturalmente che attendono l'inizio della solenne celebrazione. Ecco, io vorrei salutare tutti coloro che ci stanno seguendo, appunto Telepace, Telechiara, Blu Radio, Radio Orbe. In particolare sappiamo di alcune comunità che si sono organizzate, non potendo essere presenti per ovvie ragioni di spazio qui a Treviso, si sono organizzate con degli schermi giganti in alcune parrocchie per seguire questa celebrazione in diretta. Salutiamo poi in particolare i sacerdoti ospiti della Casa del Clero di Treviso e le suore di clausura del Monastero della Visitazione, che sappiamo essere da tempo ormai in preghiera, come è stata anche la diocesi in preghiera. Don Antonio, in questa domenica, già nelle messe di ieri sera, le parrocchie sono state invitate a pregare con una preghiera speciale per il nuovo vescovo. Certamente, ecco, l'Eucaristia di questa domenica è proprio caratterizzata da una grande preghiera. Ecco, la preghiera è la forza del cristiano. Se noi prendiamo il largo sulla parola di Gesù, prendiamo anche il largo sostenuti dalla preghiera della fede di tante persone, che giustamente venivano ricordate le suore del monastero di clausura, della Visitazione, che quest'anno ricordano anche i 400 anni di fondazione della loro congregazione. E la presenza del cuore di San Francesco di Sales qui a Treviso è proprio il segno di un cuore di pastore, ed è bello poter anche accogliere il nuovo vescovo proprio in un anno sacerdotale, in una diocesi che conserva il cuore di un grande pastore. Ecco, la preghiera che questa comunità claustrale alza al Signore insieme ad altre comunità aiuterà maggiormente il nuovo vescovo a prendere veramente il largo. Ecco, sta partendo la processione d'ingresso, preceduta come sempre dalla croce a stile. I sacerdoti si sono riuniti in alcuni locali della parrocchia adiacenti alla curia, mentre il vescovo con i concelebranti parte dall'episcopio. Alcuni segni anche dal punto di vista artistico guideranno questa celebrazione, perché quella croce risalente al XVI secolo porta sul davanti Cristo crocifisso e i 4 evangelisti. Sul retro c'è San Pietro, perché la cattedrale di Treviso è intitolata San Pietro, c'è San Liberale e ci sono gli altri santi trevigiani, Teonisto, Tabra e Tabarta. È dunque una croce esclusivamente trevigiana, e poi diremo qualcosa, appena lo vedremo, anche del pastorale che sarà usato dal vescovo, un pastorale il più antico della diocesi, in avorio, davvero un pezzo pregiatissimo. Suggestive le immagini che stiamo seguendo su Telechiara, su Telepace. Raccontiamo anche a chi insomma sta ascoltando su Blu Radio Veneto, su Radio Orbe, tantissime le persone che ovviamente non sono riuscite ad entrare in cattedrale e che stanno seguendo la processione al di fuori insomma del Duomo, quindi sulle gradinate, sulla strada, stanno aspettando di vedere, di salutare e di abbracciare insomma virtualmente il nuovo vescovo di Treviso. Una giornata, dicevamo e l'ho detto anche prima Monsignor Gardin, splendida. Se il buongiorno si vede dal mattino, dice, il mio inizio di vita insomma nella diocesi di Treviso è sicuramente segnato da una buona stella, ecco, in questo senso. Ecco, la processione prosegue appunto lungo Piazza Duomo. Il traffico evidentemente è stato bloccato, il traffico comunque ridotto di una domenica pomeriggio. Sacerdoti, i chierici del seminario, poi i vicari foranei, i membri del capitolo della cattedrale, e poi appunto in fondo alla processione vedremo i vescovi concelebranti che andremo a ricordare tra poco, oltre ai 2 cardinali. È una bella immagine. Un colpo d'occhio veramente molto suggestivo. L'immagine è bella, ma è anche, diciamo, di una bellezza profonda e vera, in quanto richiama l'identità della Chiesa. È un popolo in cammino. Questa processione non è tanto un fatto funzionale per trasportare della gente da un posto all'altro. Richiama una grande processione che già Mirko aveva ricordato pensando all'evento di Monigo, quando è iniziato con la processione di tutte le croci delle nostre parrocchie. Ebbene, qui questa croce le rappresenta un po' tutte. Ma ecco che il nostro vescovo entra proprio nella cattedrale di Treviso in un cammino di fede, un cammino che dice siamo un popolo che avanza dietro a Gesù. Se prendiamo il largo è perché andiamo dietro al nostro Signore.
Ecco, momento importante sarà proprio sulla porta della cattedrale, perché ci sarà un momento significativo. Vogliamo anticiparlo nell'attesa che poi tutta la processione si snodi anche all'interno. Certo. Ecco, il primo segno che il nuovo vescovo compirà entrando in cattedrale è estremamente semplice e suggestivo. Riceverà dal presidente del capitolo della cattedrale un crocifisso perché lo possa baciare. Ecco, un gesto d'amore al Cristo che verrà presente nella celebrazione eucaristica. E subito di fronte a questo volto del Cristo che il vescovo bacerà potrebbero subito sorgere le parole di Pietro: Signore, allontanati da me perché sono un peccatore. Ed ecco allora il secondo gesto: il patriarca inviterà Monsignor Gardin ad aspergere se stesso e tutto il popolo con l'acqua benedetta, perché questo è memoria del nostro battesimo ed è segno di quella purificazione che il Signore ci dona. Inizia anche il canto d'ingresso, la chiesa del Risorto, scritto da Monsignor Marco Frisina. Ricordo che la corale diretta dal maestro Michele Pozzobone, composta dal coro della cattedrale più gli altri cori delle parrocchie della città di Treviso, in rinforzo anche la corale di Maerne, e all'organo il maestro Giovanni Feltrini. Naturalmente continua il colpo d'occhio che si vede dalle immagini e le raccontiamo attraverso la nostra diretta anche per chi ci sta ascoltando dalla radio. Sono centinaia i sacerdoti che stanno sfilando, che stanno entrando nella chiesa cattedrale e che poi naturalmente accompagneranno la celebrazione. Come giustamente sottolineava Don Antonio, è veramente un popolo che cammina ed è un popolo in festa quest'oggi per l'arrivo di una nuova guida, di un nuovo padre. Sacerdoti giovani anche di tutte le età davvero si aggiungono compongono questa bellissima processione molto lunga, segno che davvero tutte le comunità sono presenti. Già la croce è arrivata in presbiterio, dove poi tutti i sacerdoti troveranno posto. L'evangeliario tenuto e portato come sempre da un diacono, e fra poco avremo modo di vedere, appena uscito dall'episcopio, anche il nuovo vescovo accompagnato dagli altri confratelli vescovi, perché lui lo è già, li ricordiamo: Monsignor Paolo Magnani, che è il vescovo emerito di Treviso, Monsignor Angelo Daniel, che è vescovo emerito di Chioggia ma ha scelto di risiedere qui in diocesi di Treviso, poi il vescovo emerito di Puerto Montt in Cile, Monsignor Bernardo Cazzaro, nativo della diocesi di Treviso, di Abbazia Pisani, il vescovo di Vittorio Veneto, la diocesi di origine di Monsignor Gardin, il trevigiano Monsignor Corrado Pizziolo, poi il vescovo di Belluno Feltre, Monsignor Giuseppe Andric, il vescovo di Chioggia, Monsignor Adriano Tessarollo, e c'è il vicario generale della diocesi di Concordia Pordenone, poi il vescovo emerito di Vittorio Veneto, Monsignor Alfredo Magarotto, il vescovo ausiliare di Venezia, Monsignor Beniamino Pizziol, e poi il nunzio apostolico, presidente della Pontificia Accademia Ecclesiastica, Monsignor Beniamino Stella, nato a Pieve di Soligo, diocesi di Vittorio Veneto, il francescano Monsignor Gianfranco Girotti, che è membro della Congregazione per la Dottrina della Fede, e poi l'attuale ministro generale dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali, padre Marco Tasca. Per la diocesi di Verona il vicario per la vita consacrata Monsignor Barbolan, per la diocesi di Vicenza Monsignor Furlan, vicario generale, e poi il ministro provinciale dei frati minori padre Gianni Cappelletto, il rettore della Basilica del Santo padre Enzo Poiana e padre Danilo Salezze, che abbiamo sentito prima, direttore generale del Messaggero, oltre a padre Marco Moroni, padre guardiano del convento di Treviso, e padre Oliviero Svanera, guardiano del convento dei Santuari Antoniani. Giorni tra l'altro intensi per la Basilica del Santo, quelli a venire, perché dal 14 al 20 ci sarà l'ostensione straordinaria del corpo di Sant'Antonio, quindi
per la festa, cosiddetta festa della lingua, festa della traslazione. Sono giorni importanti per tutto il mondo francescano e anche quelli avremo modo di seguirli in diretta. A presiedere la prima parte il Patriarca di Venezia, amministratore apostolico della Diocesi di Treviso, il Cardinale Angelo Scola, e a concelebrare il Cardinale Franck Rodet, che a differenza di quanto si potrebbe pensare non è francese ma è sloveno di nascita, è il prefetto della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata. Eccoli qua, il gruppo di vescovi che abbiamo appena nominato, in fondo l'ultimo, Monsignor Gianfranco Agostino Gardin, il cui volto abbiamo imparato già a conoscere in queste settimane, abbiamo cominciato a sentirne la voce, ora pian piano entreremo maggiormente in confidenza. Ecco, questa lunga presentazione che Mirko ha fatto di vescovi e sacerdoti fa pensare già ad un'attualizzazione del Vangelo. Se c'è il centro Pietro, come oggi al centro c'è il vescovo Gianfranco Agostino, attorno a Pietro ci sono altre barche, vicino a Pietro ci sono altri pescatori che vanno ad aiutare Pietro in questa pesca prodigiosa. Quindi è bello vedere questa Chiesa che si esprime in questa ricchezza anche di carismi, di presenze. Nessuno nella Chiesa, neanche un vescovo, è un navigatore solitario, è un pescatore che si fa aiutare anche da tanti altri fratelli. Tra l'altro Monsignor Gardin, che ha vissuto in città, a Treviso, dal 2001 al 2005 nel convento appunto dei francescani, prima abbiamo sentito anche le parole di Padre Marco, ha già detto più volte anche nelle interviste che hanno preceduto questa giornata che a Treviso ha sempre trovato delle persone molto collaboratrici, dei sacerdoti buoni, bravi, queste parole ha usato, e della gente molto presente, molto collaborativa. Quindi anche questo annuncio di un vescovo che ritorna nella città è stato accolto con grande gioia. Monsignor Gardin nella sua intervista ha detto anche sacerdoti simpatici. È vero. E questo aggiunge una nota proprio anche di simpatia, di umanità. Sempre in quell'intervista però il vescovo diceva: non solo ho trovato sacerdoti, ho trovato anche tanti laici, e soprattutto nel ministero della confessione ha detto: ho incontrato anche persone anziane, persone che avevano problemi grossi, e mi veniva come un groppo alla gola sentendo con quanta fede sapevano affrontare anche questi problemi. Quindi è bello accogliere un vescovo che ha già fatto in qualche modo esperienza di questa nostra comunità e si è sentito dentro a questa comunità fatta di preti, di laici, di religiosi. Ecco, le immagini che stiamo proprio vedendo, Mirko, le raccontiamo anche ai radioascoltatori, hanno appena ripreso il volto sorridente, sereno di Monsignor Gardin, che sta salendo le gradinate del Duomo proprio per entrare, quindi iniziare questa solenne celebrazione. Ecco, accompagnato, come dicevamo, dal Patriarca Angelo Scola. È il Patriarca in quanto amministratore ad avere in mano il pastorale, quindi simbolicamente ancora e formalmente lui alla guida della diocesi. Ora siamo, ecco, l'applauso già dalla piazza e anche all'interno, che si propaga poi all'interno della cattedrale, per il benvenuto d'ingresso proprio qui alla porta. Un portale antico, tra l'altro, quello che si trova all'interno. L'omaggio dei bambini, ecco, dopo gli anziani i primi a incontrare direttamente il vescovo sono i bambini, quindi ecco queste due componenti della società, della comunità, insomma, le più fragili, se vogliamo, e insomma significativo anche questo incontro anziani e bambini con Monsignor Gardin. Ecco, come dicevamo, il bacio del crocifisso presentato dal presidente del capitolo dei canonici della cattedrale, bacio del crocifisso, la processione che proseguirà tra poco, dopo appunto il momento iniziale, mentre possiamo anche sentire in audio l'applauso di tutti i fedeli di Treviso. Ora la parola andrà all'amministratore apostolico, il Cardinale Angelo Scola, Patriarca di Venezia, per la cerimonia di inizio. Carissimi fedeli, entrando nella vostra cattedrale, il nuovo vescovo fa memoria della comune vocazione battesimale. Con voi è cristiano, per voi è vescovo. Dio Onnipotente ci purifichi dai nostri peccati. Parole del Patriarca Angelo Scola, come spiegava prima Don Antonio, ora il Vescovo asperge se stesso i presenti con l'acqua benedetta.
Il segno E penitenziale. questo è un segno penitenziale che richiama proprio il battesimo. Un segno, tra l'altro, quello dell'acqua presente nello stemma del vescovo, con quelle due onde che richiamano prima di tutto proprio l'acqua battesimale, fonte della vita, e richiamano anche quell'acqua che ha attraversato la vita di Monsignor Gardin, l'acqua del Piave, di San Polo di Piave, l'acqua del Sile per Treviso. E l'acqua di Venezia, visto che lui è stato ai frari, Certamente. quindi certamente un segno presente. Ecco, possiamo anche sentire alcune note iniziali del canto, l'invocazione allo Spirito, Veni Creator Spiritus, quindi sentiamo alcuni passaggi di questo canto iniziale, di questa invocazione. Tu sei consolatore, l'avvocato, dal Padre Altissimo donato ai figli, sorgente viva carità che infiamma, unzione che santifica e risana. Importante sottolineare proprio questo canto allo Spirito Santo, perché ogni evento, grande evento nella Chiesa, inizia sempre con l'invocazione allo Spirito. È Lui il grande protagonista, è presente in questo momento nella nostra cattedrale. Paolo VI diceva una volta di che cosa ha bisogno la Chiesa, ha bisogno della sua perenne Pentecoste. E in qualche modo credo che anche questa celebrazione diventi una nuova Pentecoste per la nostra diocesi, quindi è importante che tutta la comunità viva il momento di questo canto. Ecco, anche il Vescovo con il Patriarca e il Nunzio Apostolico per l'Italia e il Prefetto della Congregazione per la Vita Consacrata sono arrivati in presbiterio, nei primi banchi le autorità civili e militari e i parenti di Monsignor Gardin. Davvero la Chiesa Cattedrale abbraccia e davanti con la parte dell'Assemblea e dietro, dove in presbiterio c'è molto spazio per i sacerdoti, abbraccia il nuovo pastore della Chiesa di Treviso. Ora il Patriarca di Venezia, amministratore apostolico cardinale Angelo Scola, andrà ad incensare l'altare e la croce. Sappiamo che l'altare è il grande segno di Cristo, l'altare di pietra, Cristo è la nostra roccia, quindi quest'atto anche di incensazione dice proprio l'omaggio a Cristo. È Lui la roccia, è su questa roccia che anche la fede del nostro Vescovo Gianfranco Agostino si fonda. E sarà proprio l'amministratore apostolico e metropolita, il cardinale Scola, dopo questo momento in cui lo vediamo dalle immagini, ma lo raccontiamo anche a chi ci ascolta naturalmente dalla radio, sta incensando l'altare, la croce e sarà lui poi a dare il saluto al popolo presente in cattedrale e dare inizio anche alla solenne celebrazione eucaristica. La croce, ne abbiamo già parlato, la croce a stile, anche l'altar maggiore riporta i santi trevigiani, il Cristo Redentore al centro, poi San Liberale e il Beato Enrico, che è un'altra figura molto importante qui a Treviso, il Beato Enrico da Bolzano. Il Cardinale Angelo Scola prende posto alla cattedra per iniziare col saluto la celebrazione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con te, nostro fratello Gianfranco Agostino, e con voi tutti. Ora un breve indirizzo di saluto da parte
del Patriarca. Eccellenza Reverendissima, carissimo fratello nell'Episcopato, Arcivescovo Gianfranco Agostino, in osculo Christi una cum Petro pax tibi, nel bacio di Cristo, profondamente uniti a Pietro, a te sia pace. Carissimo, questo antico augurio di bene sgorga ora dal cuore di tutto il popolo di Dio, sia quello riunito qui intorno a te in questa chiesa cattedrale, sia quello che partecipa a questa solenne Eucaristia attraverso i mezzi di comunicazione, l'intero presbiterio, i diaconi, i religiosi, le religiose e tutti i fedeli salutano in te il loro nuovo pastore. Come amministratore apostolico posso testimoniare che hanno vissuto questi mesi in alacre attesa, con la preghiera e con l'azione hanno camminato nel solco tracciato dagli orientamenti pastorali proposti dal tuo amato predecessore, l'Arcivescovo di Udine, Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bruno Mazzoccato. Con gioia hanno poi accolto la decisione del Santo Padre di affidarti la guida di questa insigne Chiesa di Treviso. Tu la conosci già bene, hai toccato con mano la ricchezza della sua tradizione e hai visto il desiderio ardente di tutte le realtà parrocchiali, di tutte le comunità religiose, delle svariate aggregazioni laicali e di tutti i fedeli di saper sempre meglio documentare anche oggi al nostro fratello uomo la bellezza della sequela del Cristo risorto. Sotto la tua guida, alimentata dall'intensa partecipazione al carisma di Francesco, dal lungo servizio alla famiglia dei frati minori conventuali e arricchita dalla singolare conoscenza della Chiesa universale che il delicato compito di segretario della Congregazione per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica ti hanno procurato, sotto la tua guida i fedeli trevigiani sapranno affrontare il travaglio di quest'epoca postmoderna con le non poche contraddizioni che la caratterizzano. Nel tuo stemma, fratello carissimo, hai posto in evidenza dove tu poggi la tua forza, perché anche i tuoi figli possano trovarvi solido alimento, nell'Eucaristia illuminata dalla parola di Dio. Noi tutti consapevoli della nuova parentela che nasce dalla comunione con Cristo e della capacità di trasformare tutta la famiglia umana, noi tutti cristiani di Treviso ci affidiamo all'Officium Amoris, al Ministero dell'Amore che è la forma della tua carità pastorale. Tutti, a partire dai bimbi, dagli anziani, dagli ammalati, dai più poveri e dai più bisognosi, per raggiungere tutti i battezzati e non solo, per raggiungere quanti con diverse fedi o visioni provenienti da diverse parti del mondo, diverse visioni della vita, vivono in questo territorio. La tua cura di pastore saprà trovare le strade per testimoniare Gesù buon pastore. Nella delicata missione che ti attende ti faranno compagnia i vescovi della Conferenza Episcopale Triveneta qui rappresentati, la cui fraternità hai già avuto modo di toccare con mano nell'incontro del gennaio scorso al Cavallino. La stessa società civile qui ampiamente rappresentata guarda a te, al nuovo pastore, con i sensi di quell'amicizia civica che sempre deve essere posta
alla base della vita buona della società civile e di cui l'autorità costituita è chiamata ad assicurare il buon governo. La Vergine Santissima, cui quest'anno tutta la diocesi si è particolarmente affidata, e il patrono San Liberare rendano carissimo, leggero il tuo cammino. Benvenuto tra noi, Arcivescovo Gianfranco Agostino. Proprio di benvenuto, di accoglienza a Monsignor Gardin. Parole che per noi trevigiani credo siano un po' quasi il suggello anche il servizio che il Patriarca ha fatto in questi mesi. Siamo stati veramente onorati che l'assenza di Monsignor Mazzocato sia stata nel frattempo coperta dal Patriarca. Ci vogliono gli occhi della fede per cogliere la verità e la forza del momento che stiamo vivendo. Avremo altrimenti la tentazione di lasciarci catturare solo da ciò che si vede. Noi andiamo incontro al mistero che ci avvolge con piccoli segni, perché non si può far altro che riconoscerci piccoli di fronte a Dio. Mentre accogliamo il nostro nuovo Vescovo, noi con lui accogliamo Cristo, Vescovo delle nostre anime, Cristo sposo di questa Chiesa. Anche il piccolo gesto simbolico che compierò a nome di tutta la diocesi, l'offerta dell'anello episcopale, è in fondo un gesto compiuto da Cristo. È Cristo l'anello che congiunge il pastore ai suoi figli. Noi solo dalla sua forza saremo uniti. Per questo l'anello, il semplice anello, viene impreziosito dall'incisione che riporta il Cristo Pantocratore dell'antico portale romanico della prima cattedrale della città, scampato miracolosamente allo scempio dei tempi e degli uomini. Cristo è dunque al centro, presens ad est, egli presiede, egli si fa obbedienti. L'obbedienza del Vescovo è l'obbedienza del suo popolo. Noi così l'abbiamo interpretata, così abbiamo preparato il suo ingresso, così lo accogliamo. Ma questo anello che è Cristo brilla anche sopra la città di Treviso. È quasi la corona di questa città episcopale, che viene nobilitata e impegnata dalla presenza del Vescovo. E in questo senso, questa sera, Treviso ha qualche cosa della Santa Gerusalemme. Dopo, Padre venerato, dopo Venezia, la città della sua giovinezza, dopo Padova, la città della sua formazione, dopo Roma, la città delle grandi responsabilità nell'ordine francescano e nel governo della Chiesa universale, le viene donata a Treviso. Treviso, come Gerusalemme, è l'ultima città, è la città del compimento, è la città nella quale la volontà di Dio diventa concreta e visibile. Noi con lei, accogliendola, vorremmo questa sera che Treviso fosse veramente la Gerusalemme che attendiamo, la nostra madre, verso cui, guidati da lei, noi promettiamo di camminare. E questa è la nostra gioia e questa è la nostra gloria nell'accoglierlo. Le parole che abbiamo appena ascoltato dal delegato generale ad Omnia, Monsignor Giuseppe Rizzo, che consegna a nome della diocesi quindi l'anello quale dono della comunità. L'anello, come già ricordava, segno proprio della sponsalità, di questa relazione d'amore che si instaura tra il Vescovo e le persone che il Signore ha affidato al nuovo Vescovo. C'è anche l'inviato del Papa, l'ambasciatore, il nunzio apostolico in Italia, Monsignor Giuseppe Bertello, che consegna appunto al cancelliere vescovile la bolla pontificia, la bolla di nomina che ora sarà letta e proclamata per tutti i fedeli, perché questa è la comunicazione ufficiale del Papa, appunto datata 18 dicembre, come sappiamo, il giorno della nomina. Sentiamo dunque.
tutti i sacerdoti presenti in presbiterio, ora con la lettura proclamata a tutto il popolo di Dio. Benedetto, Vescovo, servo dei servi di Dio, al venerabile fratello Gianfranco Agostino Gardin, dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali, finora arcivescovo titolare di Torcello e segretario della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, eletto vescovo di Treviso, avendo tuttavia conservato il titolo di arcivescovo, salute ed apostolica benedizione. Volgendo il nostro animo vigilante all'insigne chiesa di Treviso, della stessa ora ci interessiamo vivamente, dal momento che è sprovvista del pastore, dopo che il suo ultimo vescovo, il venerabile fratello Andrea Bruno Mazzocato, ne ha lasciato il governo per assumere come arcivescovo la guida della sede di Udine. Ci siamo diretti verso di te, venerabile fratello, che con prudente consiglio abbiamo giudicato poter esercitare tale ministero. Pertanto, accogliendo il parere della Congregazione per i Vescovi, con la nostra apostolica potestà, te, libero dalla precedente sede titolare e dal precedente ufficio, nominiamo e costituiamo vescovo di Treviso, conservato il titolo di arcivescovo, essendoti stati concessi in pari tempo tutti i diritti ed imposti tutti i doveri che, a norma dei sacri canoni, appartengono a te e al tuo Stato. Farai poi conoscere la tua nomina al clero ed al popolo fedele. Con amabilità esortiamo tutti ad accogliere volentieri e con rispetto il Maestro che giunge e il Pastore che viene. Infine, venerabile fratello, affidiamo te, che ricevi questo oneroso servizio, al patrocinio della Madre Celeste. Da esso sostenuto ed alimentato dallo spirito francescano, sarai sollecito nel far conoscere apertamente i comandamenti di salvezza e l'abbondanza delle grazie di Cristo Signore. Dato in Roma, presso San Pietro, il 18 del mese di dicembre, nell'anno del Signore 2009, quinto del nostro pontificato. Benedetto XVI, Papa. E mentre il coro appunto intona lo Jubilate Deo, dopo che il cancelliere vescovile ha dato lettura della bolla pontificia con la quale appunto veniva ufficialmente annunciata la nomina a vescovo di Treviso di Monsignor Gardin, torniamo per un momento all'interno della cripta del Duomo di Treviso, dove siamo in diretta a commentare questa solenne celebrazione che tra pochissimo proseguirà. Il prossimo momento sarà proprio l'intonazione del Gloria da parte del Vescovo di Treviso, Monsignor Gardin. Ecco, l'annuncio del Santo Padre è stato accolto con gioia proprio poco prima di Natale, lo ricordiamo, Don Antonio. Ecco ora le ultime parole dell'amministratore apostolico, il Cardinale Scola, da amministratore apostolico con la consegna del pastorale. Fratelli e sorelle in Cristo, per grazia di Dio e designazione della sede apostolica, da questo momento l'arcivescovo Gianfranco Agostino Gardin è pastore della Santa Chiesa di Treviso. Ed ecco l'applauso caloroso che la diocesi di Treviso attendeva da 51 giorni, dal giorno della nomina, il 18 dicembre, 171 giorni considerando il giorno dell'annuncio del trasferimento di Monsignor Mazzocato. Il Vescovo Gardin prende possesso della diocesi con simbolicamente appunto
sedendo alla cattedra e prendendo in mano il pastorale. Ora è lui, Don Antonio, a guidare. Certo, un pastorale anche importante perché viene usato solamente nelle ordinazioni di un vescovo del suo ingresso. È un pastorale del 1300 che i vescovi trevigiani si sono passati di mano in mano. È il segno del pastore, di quel pastore primo che è Gesù, che però attraverso Monsignor Gianfranco Agostino continuerà a guidare e a pascere il suo popolo. È il 94esimo vescovo della diocesi di Treviso e ora appunto come acclamazione accompagnata dal coro l'assemblea canta una conferma, Amen, Alleluia, anche il popolo conferma dunque con il suo Amen. È una conferma gioiosa, Amen è una parola che esprime proprio anche la fede, la fiducia. Vediamo i sacerdoti che salutano, offrono al loro vescovo venerazione, obbedienza. Sono presenti in particolare, li ricordiamo, il delegato della cattedrale, Monsignor Moreschini, il rettore del seminario, Monsignor Paolo Carnio, i vari vicari forani, i religiosi, alcuni diaconi, le religiose e i laici della Presidenza dell'Azione Cattolica, il Presidente della Consulta dei Laici e i laici rappresentanti i diversi vicariati della nostra diocesi. Ecco, quindi Don Antonio abbiamo visto, stiamo vedendo le immagini e le raccontiamo a chi ci ascolta, le rappresentanze diciamo del mondo diocesano ma anche i laici, quindi questi due aspetti della comunità che salutano e accolgono il proprio vescovo. Certo, come già ricordavo prima, in quella barca di Pietro ci siamo un po' tutti. Se il vescovo ha un ruolo particolare, è Gesù in mezzo a noi, è l'apostolo. Ecco, questa presenza del Signore però è una presenza che poi si esprime anche in tante altre presenze, dei religiosi, delle religiose, dei laici, ognuno con i propri doni. Proprio qualche giorno fa ascoltavamo nella messa una lettura stupenda di Paolo, il capitolo 12 della prima lettera ai Corinzi, questa ricchezza di carismi, ognuno per l'edificazione della Chiesa. Ecco, ognuno porta un dono particolare. È bello anche in questo momento vedere anche con quale anche affetto, simpatia il nuovo vescovo accoglie i vari rappresentanti della nostra comunità diocesana. Qualche volto riconosciuto dal vescovo, per qualcun altro uno scambio di parole, anche forse per capire il ruolo e l'incarico diocesano, e quindi molto anche intimo questo momento, se vogliamo. In questo momento sono i vicari forani che stanno offrendo al vescovo la loro venerazione, la loro obbedienza. Ecco, il gesto di inginocchiarsi non è inginocchiarsi di fronte all'uomo, ma di fronte a ciò che rappresenta. Di fronte a ciò che rappresenta. Una volta Pietro, entrando nella casa di Cornelio, che si gettò ai suoi piedi e disse: no, io sono solamente un uomo. Ecco, il gesto dell'inginocchiarsi, sappiamo, è il grande gesto che facciamo solamente di fronte al Signore. Ma questo gesto, con molta umiltà e fiducia, riconosce una presenza particolare del Cristo nel vescovo. Dove c'è il vescovo, lì c'è la Chiesa. Lì c'è la Chiesa. Questo è un antico adagio. Ora stanno per terminare il loro omaggio appunto i sacerdoti, i vicari foranei, i delegati diocesani. Don Mario Salviato, il vicario foraneo di Noale, dove si trovava Santa Maria di Sala, la prima parrocchia che ha accolto appunto col saluto, fra Marco Moroni, il padre guardiano di San Francesco. Ci sono anche i diaconi permanenti della diocesi di Treviso, Franco Filipputi a rappresentarli tutti, e ora salgono anche i religiosi del CISM, le religiose dell'USMI, i laici di presidenza dell'Azione Cattolica, il presidente della Consulta dei Laici che raduna tutte le associazioni dei fedeli laici, e un rappresentante di ciascuno dei 17 vicariati in cui è suddivisa la diocesi di Treviso. Una diocesi che, come dicevamo, è corposa, anche in crescita. Alcuni studi demografici dicono che questa diocesi crescerà demograficamente e per le infrastrutture, il passante, ma poi ci sarà la pedemontana in futuro, che faranno aumentare la popolazione di questa terra, che è già molto densamente abitata, è una delle diocesi più densamente abitate. Infatti Monsignor Andrea Bruno Mazzocato aveva commissionato un'indagine appunto sociologica
al dottor Feltrin, proprio sulla realtà della nostra diocesi emergeva proprio una diocesi in grande crescita, in grande sviluppo, con grande anche ricchezze, certamente anche problematiche, ma forse è bello sottolineare proprio la ricchezza, anche il vedere in questo momento sfilare davanti al Vescovo tanta varietà di persone, ecco, fa subito intuire la bellezza, la ricchezza di una diocesi che certamente è ricca dei carismi dello Spirito Santo. Sacerdoti in diminuzione, i laici dovranno e potranno trovare un nuovo ruolo in futuro. Certo, questa è una sfida del futuro. E li stiamo vedendo, continuiamo a commentare in diretta le immagini che seguite televisivamente e ascoltate dalle frequenze di Blu Radio e di Radio Oreb. Dopo i religiosi e le religiose stiamo vedendo i rappresentanti della presidenza di Azione Cattolica in diocesi e poi i rappresentanti dei 17 vicariati della nostra diocesi e della diocesi di Monsignor Gardin, vicariati, persone, incarichi e ruoli che imparerà a conoscere nei prossimi tempi di vita diocesana. Ecco, questo momento è accompagnato da un canto, da un testo particolare, Don Antonio. È un testo particolare, è il canto scritto per la festa di San Liberale, un canto del XVI secolo. Ecco, ricordiamo che San Liberale è il patrono della nostra diocesi e forse merita ricordare un patrono particolare. Non è un prete, non è un vescovo, non è un monaco, è un laico. Quindi una diocesi che abbia come patrono un laico, non so quanto sia frequente trovarne. E quindi è bello proprio sapere che la nostra diocesi è sotto il patrocinio di un laico che ha seguito il suo vescovo. Liberale era il collaboratore del vescovo Eliodoro. Nel tempo dell'arianesimo, Liberale è colui che lotta e difende la fede in Gesù, vero Dio e vero uomo. Nello stesso tempo il suo nome, che era Liberio, viene trasformato in Liberale proprio perché è generoso con i poveri. Ebbene, il canto che noi stiamo ascoltando sta dicendo: risplende la città di Treviso, protetta dalle reliquie del beato Liberale. Grazie alle sue preghiere è difesa da tutti i mali. Alleluia. Prega per noi, beato Liberale, affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. E si sta concludendo proprio in questi minuti la processione, quindi lo ricordiamo, i membri del capitolo, il delegato della cattedrale, il rettore del seminario, i vicari, i forani, i religiosi, le religiose, i laici che hanno qualche incarico in diocesi e i rappresentanti appunto dei 17 vicariati. Ecco, si conclude in questo momento proprio la processione per manifestare al vescovo Gardin obbedienza e riverenza, sicuramente con il gesto di inginocchiarsi e di stringere le mani, ma anche di grande affetto, come abbiamo appunto potuto vedere. E ora il vescovo andrà a intonare il canto di lode a Dio, il Gloria. Gloria in excelsis Deo. Il canto del Gloria sale verso Dio. Abbiamo visto inquadrato il nunzio apostolico per l'Italia e San Marino, Monsignor Giuseppe Bertello, mentre appunto l'assemblea insieme alle corali riunite proclama la gloria a Dio. I vescovi, alcuni li riconosciamo, ecco il cardinale Franco Rodei nel primo piano, intravediamo il vescovo di Chioggia, quello di Vittorio Veneto, l'arcivescovo di Belluno Feltre, e poi
i canonici della cattedrale sul lato destro. Ecco le corali dirette dal maestro Michele Pozzobon, corale della cattedrale della città di Treviso e della parrocchia di Maerne, all'organo il maestro Giovanni Feltrin. Il canto del Gloria accompagna anche questo i momenti solenni anche della vita della Chiesa, delle celebrazioni eucaristiche. L'inizio del canto è famoso, Gloria a Dio e pace in terra agli uomini di buona volontà, però sappiamo che la traduzione, anche se nel canto ormai usiamo a cantare così, la traduzione letterale è vera, è pace in terra agli uomini che Dio ama. Quindi questo canto di gloria è un canto che si alza al Signore perché scenda su tutti gli uomini, su tutti gli uomini. Dio ama tutti gli uomini, ama quelli che hanno buona volontà e Dio ama anche quelli che vanno contro la volontà di Dio. Ecco, credo che sia bello chiedere al Signore proprio in questa celebrazione che un dono di pace venga dato alla nostra diocesi, ma questo dono di pace possa essere poi un contagio anche per tutti, anche per altre realtà. O Padre, che nelle singole chiese pellegrine sulla terra manifesti la tua Chiesa una santa, cattolica e apostolica, concedi a questa tua famiglia raccolta intorno al suo pastore di crescere mediante il Vangelo e l'Eucaristia nella comunione del tuo Spirito, per divenire immagine autentica dell'Assemblea universale del tuo popolo e strumento della presenza del Cristo nel mondo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Inizia ora la liturgia della parola, una parola ricchissima, come già ricordavamo, una parola che parla di 3 storie di vocazione. Ecco, la prima lettura ci presenta la vocazione del profeta Isaia, una vocazione che avviene nel luogo più sacro, che è quello del Tempio di Gerusalemme. Una vocazione che spaventa Isaia, una vocazione che ha bisogno di una purificazione. Dal libro del profeta Isaia. Nell'anno in cui morì il re Ozia, io vidi il Signore seduto su un trono alto ed elevato. I lembi del suo manto riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini. Ognuno aveva 6 ali. Proclamavano l'uno all'altro dicendo: Santo, Santo, Santo il Signore degli eserciti.
Tutta la terra è piena della sua gloria. Vibravano gli stipiti delle porte a risuonare di quella voce, mentre il tempio si riempiva di fumo. E dissi: oimè, io sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure io sono, e in mezzo a un popolo dalle labbra impure io abito. Eppure i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti. Allora uno dei serafini volò verso di me. Teneva in mano un carbone ardente che aveva preso con le molle dall'altare. Egli mi toccò la bocca e disse: ecco, questo ha toccato le tue labbra, perciò è scomparsa la tua colpa e il tuo peccato è espiato. Poi udii la voce del Signore che diceva: chi manderò e chi andrà per noi? E io risposi: eccomi, manda me. Parola di Dio. C'è un particolare in questa lettura che potrebbe farci riflettere, è quel serafino. Serafino vuol dire bruciare. Il serafino lo troviamo sulla Verna, quando Francesco d'Assisi riceve le stigmate proprio incontrando un serafino che porta l'immagine di Cristo. Ecco, è un augurio per il nuovo vescovo, che possa essere veramente uno che brucia, che sappia portare il fuoco dell'amore. Signore, con tutto il cuore, hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dei, ma a te voglio cantare, mi prostro verso il tuo tempio santo. Grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto. Hai accresciuto in me la forza. Grazie Signore, tutti i re della terra, quando ascolteranno le parole della tua bocca, canteranno le vie del Signore, grande è la gloria del Signore. La tua destra mi salva, il Signore farà tutto per me. Signore, il tuo amore è per sempre, non abbandonare l'opera delle tue mani.
ci apprestiamo ora ad ascoltare la seconda lettura, che è la testimonianza dell'Apostolo Paolo, che ci offre l'annuncio più antico che abbiamo della fede, il Kerigma iniziale. Vi proclamo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato e che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi e dal quale siete salvati, se lo mantenete come ve l'ho annunciato, a meno che non abbiate creduto invano. A voi infatti ho trasmesso, anzitutto, quello che anch'io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture e che fu sepolto e che è risorto il terzo giorno secondo le Scritture e che apparve a Cefa e quindi ai 12. In seguito apparve a più di 500 fratelli in una sola volta. La maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo e quindi a tutti gli apostoli. Ultimo fra tutti apparve anche a me, come a un aborto. Io infatti sono il più piccolo tra gli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Per grazia di Dio però sono quello che sono e la sua grazia in me non è stata vana, anzi ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Dunque, sia io che loro, così predichiamo e così avete creduto. Parola di Dio. Ora, dopo le letture dell'Antico Testamento, Isaia, il Salmo responsoriale, la lettera di Paolo, l'acclamazione al Vangelo, un'altra chiamata, un'altra figura, dopo Isaia, Paolo, Pietro. Ecco, come già ricordavamo, è la grande vocazione di Pietro, la chiamata in un luogo normale. Se per Isaia era un luogo ovvio e scontato, il Tempio, per Paolo il luogo era il luogo della strada mentre andava a perseguitare Gesù. Per Pietro è il luogo della vita quotidiana, della sua professione. Non siamo noi a dare appuntamento a Cristo, è Cristo che dà a noi l'appuntamento e lo dà in ogni situazione. Gesù ha dato un appuntamento al vescovo Gianfranco Agostino, gliel'ha dato proprio in questa nostra diocesi. In questa nostra diocesi Gesù torna a dire: prendi il largo. Ecco, noi ci apprestiamo ora ad accogliere questo annuncio del Vangelo, lo accogliamo nella fede, sentendo che quella parola è una parola poi rivolta a ciascuno di noi, è rivolta a noi sacerdoti della diocesi di Treviso, chiamati a prendere il largo con questo vescovo, è rivolta ai tanti laici, ai tanti religiosi. A tutti noi il Signore ci chiama a fare un cammino con Lui. Lo possiamo fare solo sulla sua parola, questa parola che ora ascoltiamo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, mentre levato in piedi, stava presso il lago di Genesaret e la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio. Gesù vide 2 barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e levavano le reti.
salì in una barca che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore». Lo stupore, infatti, aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Parola del Signore. Il diacono ha proclamato il Vangelo e ora porta l'Evangeliario al Vescovo per il bacio della parola. E ora sentiremo la prima omelia da Vescovo di Monsignor Gianfranco Agostino Gardin, Vescovo di questa diocesi. Poi magari avremo modo di riprendere alcuni passaggi del suo primo messaggio ai fedeli, ai suoi nuovi, ai fedeli della diocesi che gli è stata affidata. Omelia che pronuncerà in piedi. Eminenze, cari fratelli nell'Episcopato, cari presbiteri, diaconi, persone consacrate, fedeli laici, amici. A tutti voi convenuti in questa cattedrale e a tutta la Chiesa di Dio che è in Treviso rivolgo il mio cordialissimo saluto, augurando che l'amore che proviene dal Padre, la grazia di Gesù nostro Signore e Salvatore e la forza di comunione suscitata dallo Spirito Santo pervadano la vostra vita e sostengano il vostro cammino di cristiani. Saluto riconoscente anche tutti coloro che seguono questa celebrazione attraverso la radio e la televisione, in particolare gli ammalati e gli anziani. Mi sia permesso in questo momento della nostra celebrazione, sia pur facendo resistenza a un desiderio intenso che preme dentro di me, di astenermi dal nominare singole persone o gruppi di persone. Mi concederete qualche minuto a questo scopo alla fine dell'Eucaristia. Non posso però non esprimere subito un sincero grazie a Sua Eminenza il Cardinale Patriarca per le incisive parole che con tanta cortesia ha voluto rivolgermi, come pure voglio dire la mia riconoscenza al Delegato Generale, Monsignor Giuseppe Rizzo, per quanto con profonda sensibilità ecclesiale ha voluto dirmi e per il dono simbolicamente così espressivo che mi ha fatto a nome di tutta la diocesi. Vorrei in questo momento manifestare con semplicità il mio animo a questa Chiesa di Treviso che mi accoglie, anzi che mi ha già accolto non appena è stata resa pubblica la mia nomina, con tanto affetto e con commovente cordialità. Considero provvidenziali i 3 brani biblici offerti dalla liturgia di questa domenica,
perché esprimono ciò che io sperimento dentro di me in questa circostanza e nello stesso tempo mi indicano ciò che il Signore mi chiede nel momento in cui mi appresto ad iniziare il mio servizio in questa diocesi. Abbiamo sentito di fronte alla santità infinita di Dio, Isaia esclama: oimè, io sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure io sono. Paolo dice di se stesso: io sono il più piccolo tra gli apostoli. E Pietro, dopo la pesca sovrabbondante, implora: Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore. Ciò che io provo in questo momento è assai simile a quello che abbiamo sentito esprimere da Isaia, da Paolo, da Pietro. E tanto più lo avverto, quanto più riconosco il Dio 3 volte santo come fonte e radice della mia identità e della mia missione di vescovo. E quanto più considero la donazione senza riserve di Gesù, buon pastore, al quale la mia vita ora è a maggior titolo chiamata a conformarsi. Ma devo confessare che la sensazione della mia piccolezza e inadeguatezza nasce non solo dalla considerazione della santità del Signore e della grandezza della missione che Egli mi affida, ma anche dal riconoscimento della bellezza e ricchezza spirituale di questa Chiesa che sono chiamato a servire. Nel periodo in cui questa diocesi viveva l'attesa del nuovo vescovo, qualcuno ha scritto, invitando alla preghiera per colui che sarebbe stato scelto, che, cito, in un certo senso la Chiesa deve meritarselo il suo vescovo. Rileggendo questa espressione dopo la mia nomina, mi sono più volte domandato se io, vescovo, mi merito di servire questa Chiesa, e vorrei che mi si credesse nessuna adulazione, nessuna falsa umiltà in quanto sto dicendo. So, infatti, di trovarmi di fronte ad una diocesi ricca non solo di storia, giacché affonda le sue radici nei primi secoli cristiani, ma anche di santità, di carità, di spirito e di concreto impegno missionario, di senso ecclesiale, di fattiva, anche se spesso silenziosa, dedizione ai più poveri. Perciò nei giorni scorsi, preparandomi a questo momento, ho pregato ripetutamente il Signore di rendermi il meno indegno possibile del servizio a cui mi ha chiamato, di essere pastore non immeritevole di questa Chiesa e di tanti suoi membri che reputo più credenti e più generosi di me e di me più fedeli al Vangelo. È dunque con trepidazione e con timore che ho preso posto in questa cattedra, che è simbolo non solo della presidenza liturgica, ma anche della guida magisteriale e pastorale esercitata dal Vescovo. Ma nel momento in cui, obbedendo alla volontà del Signore, resa manifesta dalla decisione del successore di Pietro, mi dispongo a impegnare la mia vita in questa grave responsabilità pastorale, assillato da molte domande sulla mia capacità di essere per voi autentico pastore, mi rendo anche conto, con profonda consolazione, che questa Chiesa è per me autentico dono. Io sento di fare totalmente mie le parole concise ed efficaci, come sempre, del grande Vescovo Agostino, che hanno accompagnato la riflessione e la preghiera della diocesi in questi giorni, che trovate riprodotte anche all'inizio del libretto che avete tra le mani. Se da una parte mi spaventa ciò che io sono per voi, diceva Agostino ai cristiani della sua chiesa di Ippona, mi consola il fatto che sono con voi.
Sì, cari fratelli e sorelle della Chiesa di Treviso, l'essere con voi, il poter camminare assieme a voi è per me un segno grande dell'amore di Dio verso di me. Con voi, carissimi presbiteri, primi e indispensabili collaboratori, fratelli e consiglieri del Vescovo, e poi con voi diaconi, con voi persone consacrate, con voi missionari che vi siete generosamente messi a disposizione di chiese povere e lontane, con voi carissimi giovani che siete incamminati in un impegnativo percorso di formazione verso il ministero sacerdotale, con voi membri della tanto benemerita Azione Cattolica e con i membri delle altre, tutte le altre aggregazioni ecclesiali, con voi sposi e genitori, anche con voi la cui vita coniugale è segnata da ferite e disarmonie, con voi figli, con voi adolescenti e fanciulli, con voi giovani che siete alla ricerca di valori solidi e non illusori per il vostro futuro, con voi anziani, portatori di esperienza e di sapienza, con voi famiglie, con voi catechisti ed educatori, con voi lavoratori, specie con coloro che vivono situazioni angosciose di precarietà, con voi che patite la povertà, la malattia, la solitudine o forme diverse di disabilità, con voi venuti da lontano alla ricerca di una condizione di sussistenza dignitosa per la vostra vita e quella delle vostre famiglie, con voi che vi impegnate per una società, per una città, per un mondo migliori, con voi che cercate Dio avendo l'impressione che sia arduo il trovarlo, con voi che donate qualcosa o molto di voi stessi agli altri senza farne esibizione e senza cercarne vantaggi. Considero questo essere e operare con voi, che per me oggi inizia e che avverrà per il tempo che il Signore disporrà, una nuova grazia che Egli mi dona, che si aggiunge ai molti altri doni che Egli ha elargito alla mia esistenza. Al fondamentale e decisivo dono di chiamarmi alla vita mediante i miei genitori, oggi celebriamo la giornata della vita, a quello della consacrazione a Lui nell'ordine francescano, della chiamata al ministero sacerdotale, dell'incontro con tante persone che sono state trasparenza della sua bontà, della conoscenza di realtà ecclesiali diverse, presenti in numerosi luoghi del mondo, anche assai lontani. Per questo, come in Isaia, lo sgomento iniziale, oimè, sono perduto, si trasforma in fiducia e addirittura in audacia. Eccomi, manda me. Ovvero, come in Pietro e negli altri compagni di pesca, lo sconforto si tramuta in stupore e si fa perfino sequela coraggiosa. Lasciarono tutto e lo seguirono. E dunque anche a me oggi è richiesto un nuovo lasciare qualcosa, ma è data anche la gioia di intraprendere un nuovo seguire il Signore. Ho detto con Sant'Agostino che se l'assidermi su questa cattedra episcopale mi intimorisce, mi conforta però il fatto che io sono con voi e che è in mezzo a voi e non senza di voi che io sono chiamato a compiere la mia missione. Ebbene, anche altre responsabilità che oggi mi sono affidate, accanto al loro essere peso che necessariamente grava sulle mie spalle, mi si rivelano fonte di gioia nel momento in cui le percepisco vissute non solo per voi, ma anche con voi, in quello spazio di comunione e condivisione che è una Chiesa che insieme cammina verso l'incontro con il suo Signore. Penso agli impegni rappresentati dagli altri 2 luoghi liturgici che oltre alla cattedra sono presenti in questo spazio sacro del presbiterio e che esprimono il mio ministero. L'ambone, quale luogo di proclamazione
della parola di Dio da tradurre poi nel vissuto quotidiano è l'altare, luogo della celebrazione dell'Eucaristia. Anzitutto la proclamazione della parola di Dio. Non posso dimenticare che nel momento più sacro della mia ordinazione episcopale, sopra il mio capo era tenuto aperto il libro dei Vangeli. La mia vita dunque non solo deve farsi continuo annuncio del Vangelo, ma è anche rigorosamente sottoposta al giudizio della parola del Vangelo. Tuttavia questa stessa parola, con voi accolta e amata e assieme a voi praticata, produrrà anche un fiducioso e consolante abbandono al Signore e alla forza del suo amore. Tutto ciò lo ritrovo espresso in maniera particolarmente intensa in quel Duc in altum, prendi il largo e gettate le reti, rivolto da Gesù a Pietro e ai suoi compagni. Amo pensare alla Chiesa, alla nostra Chiesa, come luogo in cui aiutarci a prendere il largo, a compiere scelte evangelicamente motivate e coraggiose, ad apprendere insieme a fidarci del Signore, a consegnarci alla Sua parola, ad operare, a gettare le reti, non solo misurando le nostre risorse o elaborando i nostri pur necessari progetti, ma sulla Sua parola. Ma la parola va accolta e vissuta dentro la grande tradizione della Chiesa. A questo proposito una grave responsabilità, ma anche un grande conforto vedo scaturire da quella essenziale e decisiva espressione di Paolo ai Corinzi: a voi ho trasmesso quello che anch'io ho ricevuto. Sono mandato a voi, e ciò deve essere in me consapevolezza vigile e diuturna, a portare non una mia personale concezione dell'essere cristiani, ma quella che una Chiesa bimillenaria ci consegna, affidandola alla mia e alla nostra capacità di rendere la vita nell'oggi e per gli uomini del nostro tempo. Ora, se tutto ciò costituisce per me un delicato impegno, questa fedeltà a ciò che ci viene trasmesso come tesoro prezioso ci apre tutti anche all'accoglienza gioiosa di una fede che altri, nella successione delle generazioni cristiane che ci hanno preceduto, hanno reso bella, ricca, concreta, amabile, per consegnarla a noi come un dono. Penso alla fede che tanti in queste terre hanno conosciuto viva e profonda nei loro genitori, o nei loro nonni, o nei loro parroci. Penso alla schiera dei santi che questa Chiesa ha generato o ha ospitato, o dai quali in qualche maniera è stata arricchita, dai lontani San Prosdocimo e San Liberale, nostro patrono, ai più recenti San Pio X, ai vescovi Farina e Longhin. Li invocheremo tutti tra breve con affetto e devozione sincera. Al cuore di questo tesoro di fede che la Chiesa ci consegna e che siamo a nostra volta chiamati a trasmettere, Paolo ci ricorda che vi è l'annuncio di quell'evento che fonda tutto il nostro credere. Cristo è morto per i nostri peccati, è risorto, si è dato a vedere a coloro che di ciò sono divenuti testimoni. Permettetemi di dire, io sono tra voi prima di tutto non per garantire una Chiesa gerarchicamente strutturata o debitamente organizzata, ma per ripetervi questo annuncio pasquale. Infine penso al terzo luogo liturgico, quello che sta al centro, l'altare, luogo della celebrazione dell'Eucaristia che il Vescovo presiede nella sua Chiesa. È rivolto soprattutto al Vescovo, in quanto successore degli Apostoli, il comando di Gesù, fate questo in memoria di me, che ci indica non solo di ripetere il gesto propriamente eucaristico, ma anche di rendere la nostra vita dono, continua uscita da noi stessi per incamminarci verso i luoghi
in cui l'altro diviene destinatario concreto del nostro amore. Celebrazione assai esigente, dunque, quella eucaristica, ma se accolta e vissuta da un vero noi comunitario, si rivelerà indimenticabile momento in cui il Signore si fa riconoscere come colui che ama i Suoi sino alla fine, che si china a lavarci i piedi, che ci fa entrare in una comunione profonda con Lui e tra di noi, dunque il luogo della più intensa consolazione per la vita del credente e della comunità cristiana. Io sono qui, fratelli e sorelle, per costruire ogni giorno comunione, ancora una volta con voi e non senza di voi. Sono qui per ricordarci che senza il quotidiano tentare e ritentare di volerci bene per davvero, di accoglierci, di aiutarci e sostenerci nelle nostre debolezze, di perdonarci, ogni altra espressione dell'essere cristiani, anche ogni preoccupazione di dare un visibile volto cristiano alla nostra convivenza, diviene parola vuota, pura facciata, svuotata di ciò che il cristianesimo possiede di più prezioso, il comandamento dell'amore reciproco attuato perché il Signore ci ama e come Lui ci ha amati. Nella bella preghiera che avete rivolto per me al Signore prima del mio arrivo, e ne voglio ringraziare gli autori, avete chiesto: la sua vita, la mia vita, sia sempre animata dalla contemplazione della tua parola, dalla celebrazione dell'Eucaristia e dall'ascolto incessante del grido dei poveri. Vi chiedo di continuare a pregare perché davvero la mia vita sia così. E chiedo a coloro che sono particolarmente sensibili alle sofferenze dei poveri di aiutarmi ad essere attento all'invocazione, magari appena percettibile, di coloro che sono colpiti da forme diverse di povertà. Non posso qui dimenticare, forse lo faccio con rossore, da francescano le parole del mio padre San Francesco, il quale scrive nella sua regola che i frati, cito, devono essere lieti quando vivono tra persone di poco conto e disprezzate, tra poveri e deboli, infermi e lebbrosi e tra i mendicanti lungo la strada. Fratelli e sorelle, mi scuso di aver parlato così a lungo, non sarà abituale, voglio tranquillizzare. A tutti voi rinnovo la mia simpatia, la mia gratitudine e il mio affetto di pastore. Che Maria, donna fedele, sino ai piedi della croce, in questo anno che la nostra diocesi ha voluto particolarmente a lei dedicato, ci aiuti a camminare con impegno e con gioia per continuare a costruire questa Chiesa, attingendo la forza da una intensa comunione con Gesù Cristo, nostro unico Signore e Maestro. Amen. L'applauso di tutta l'Assemblea per la prima omelia, un po' lunga, lo ha ammesso lui stesso, di Monsignor Gianfranco Agostino Gardini. Abbiamo intravisto nelle immagini una traduttrice in lingua italiana dei segni per i non udenti, ci sono anche i rappresentanti dell'Unitalsi, tutti i malati, tutti coloro che sono collegati in diretta con noi, Telechiara, Telepace, Blu Radio Veneto e Radio Oreb, per questa Santa Messa solenne di insediamento del nuovo Vescovo di Treviso, Gianfranco Agostino Gardin. Un'omelia lunga ma lineare, semplice, ha ripetuto spesso con voi, assieme a voi. Certo, lunga, ha detto non sarà così altre volte, semplice ma anche estremamente legata anche alle situazioni proprio dei piccoli, dei poveri. È bella quella parte finale dove si sente come Francesco accanto ai più poveri e ai mendicanti. Quindi un vescovo che entra, potremmo dire, in punta di piedi nella nostra diocesi, che entra però con tutto un cuore che sa farsi vicino alle voci dei sofferenti. Parole del simbolo della fede
e manifestate la vostra adesione acclamando come popolo credente. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Credo, amen. Credo in Gesù Cristo, suo unico Figlio nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Fratelli e sorelle, preghiamo perché anche ai nostri giorni la Chiesa viva la sua missione apostolica con la stessa intensità e fedeltà di coloro che Dio ha scelto come primi testimoni del suo Figlio risorto. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Santi angeli di Dio, prega per noi. San Giovanni Battista, prega per noi. Non c'è solo una comunità diocesana che partecipa, ma c'è la comunità celeste. Nella comunione dei santi ci sentiamo tutti profondamente uniti. L'invocazione di questi santi fa sentire quanti fratelli e sorelle maggiori che vivono con il Signore sono vicini in questo momento al Vescovo Gianfranco Agostino. Tra i santi che vengono invocati ci sono in modo particolare i santi anche della nostra diocesi, alcuni li ha già ricordati, il Vescovo Gianfranco Agostino, ricordiamo proprio San Liberale, Prosdocimo, il Vescovo attraverso il quale è arrivata la fede nella nostra diocesi. Invocheremo San Eliodoro, il Vescovo del tempo di San Liberale, il Vescovo che lottò contro l'arianesimo insieme al suo fido catechista liberale, e poi Francesco d'Assisi, Chiara, due santi chiaramente legati alla vicenda spirituale del nostro Vescovo, e in modo particolare Sant'Antonio di Padova, dalla Basilica del Santo è partito proprio per arrivare a Treviso, quel corpo che potremo vedere nei prossimi giorni nell'ostensione a Padova, e poi il Papa Benedetto XI, Niccolò Boccassino, figlio della nostra terra di Treviso, e poi invocheremo un santo laico, un barbone, Enrico da Bolzano, chiedeva l'elemosina e alla sera le distribuiva ai poveri seduto sulla gradinata del Duomo di Treviso. San Parisio, un monaco vissuto 117 anni, potremmo dire veramente un patrono degli anziani. Girolamo Emiliani, il padre dei poveri, dei ragazzi abbandonati. Il vescovo beato Antonio Farina, vescovo della nostra diocesi, poi passato a Vicenza, e poi, come non ricordare, in questo anno sacerdotale il patrono di tutti i parroci, il patrono dei sacerdoti, Giovanni Maria Vianney, e quindi il Santo Papa Pio X. Monsignor Gardini confidava che, come aveva già fatto prima Monsignor Mazzocato, all'annuncio della sua nuova destinazione a Treviso si è recato
nella Basilica di San Pietro a pregare prima davanti alla tomba del Beato Giovanni XXIII, che lui aveva conosciuto da ragazzo, e poi si è portato proprio davanti alla tomba di Pio X, Papa nostro trevigiano, e quindi Andrea Giacinto Longhin, il vescovo di Pio X, vescovo cappuccino, l'ultimo figlio di San Francesco, prima di Monsignor Gardin qui a Treviso, e poi un'umile suora infermiera invocheremo, patrona veramente di tutti gli ammalati, Maria Bertilla Boscardin. E infine l'ultima santa che sarà invocata è una santa extracomunitaria del Sudan, Giuseppina Bacchita, madre Moretta, per 50 anni portinaia, accogliente nei confronti di tutti. Ecco quindi le intenzioni invece di preghiera recitate da alcuni fedeli. Gianfranco Agostino e per tutti i pastori della Chiesa, perché siano educatori e padri della nostra fede, mediante il ministero e la loro santità personale. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Per gli ammalati, membra sofferenti del corpo di Cristo, perché non manchi loro la sollecitudine di tutta la comunità cristiana. noi ti preghiamo, Ascoltaci, Signore. Per le comunità parrocchiali, perché arricchite dalla varietà dei carismi e dei ministeri, crescono armoniosamente per la piena edificazione del regno di Dio. noi ti preghiamo, Ascoltaci, Signore. Per le situazioni di disagio, di miseria e di ingiustizia che affliggono il mondo. Non manchi il pane e il lavoro in ogni famiglia, e noi sappiamo farci prossimi di chi è nel bisogno. noi ti preghiamo, Ascoltaci, Signore. Per gli sposi uniti nel sacramento del matrimonio, affinché siano segno autentico dell'amore e della fedeltà di Cristo. noi ti preghiamo, Ascoltaci, Signore. Perché i giovani, affascinati dalla bellezza del Redentore, possano abbracciare con gioia la sua chiamata e divenire testimoni della sua carità. noi ti preghiamo, Ascoltaci, Signore. O Dio nostro Padre, che nel tuo Figlio fatto uomo hai costruito il nuovo Tempio della tua gloria, stabilisci in noi la dimora del tuo Spirito e trasforma in sorgente di benedizione la nostra comune preghiera. Per Cristo nostro Signore. Terminata quindi la preghiera dei fedeli, ora si prosegue con la liturgia eucaristica e la raccolta delle offerte, che ha un significato molto particolare. Quest'oggi le offerte verranno infatti destinate alla Caritas internazionale per gli aiuti alle popolazioni colpite dal terremoto, le popolazioni haitiane. Sono gli ammalati che presentano questi doni, ecco, gli ammalati presentano i doni dell'offertorio, mentre i ragazzi, gli scout, l'azione cattolica raccolgono le offerte per Haiti. Ecco, due significati di sofferenza che vengono portate proprio al Vescovo. Non si può spezzare il pane eucaristico se non sappiamo poi contemporaneamente spezzare il pane con i poveri. È bello, ecco, vediamo il Presidente dell'Unitalsi, dottor Beccari. Questi fratelli e sorelle dell'Unitalsi, gli ammalati, ci ricordano proprio la centralità anche del sofferente all'interno della Chiesa. Gesù predicava e curava gli ammalati. Ricordo anche che è un bel segno della provvidenza che il primo grande incontro ufficiale che il nostro Vescovo farà con la nostra diocesi dopo la giornata di oggi sarà giovedì prossimo,
festa della prima apparizione della Madonna di Lourdes, giornata mondiale del malato, il Vescovo Gianfranco Agostino presiederà l'Eucaristia nella Basilica della Madonna Grande, Santa Maria Maggiore, proprio con tutti gli ammalati, le sorelle e i fratelli dell'Unitalsi. Ecco, sarà proprio un momento molto bello anche per l'inizio del suo episcopato. Qui vediamo i nostri ammalati, molti di loro sono affezionati, potremmo dire pellegrini di Lourdes. Certo, era un filo che lega, diciamo, i significati che ha voluto lanciare Monsignor Gardin nel primo passaggio in una casa di riposo, quindi Certo. gli anziani, anche in quel caso gli ammalati. Adesso sono proprio gli ammalati dell'Unitalsi a portare i doni durante l'offertorio, quindi questa attenzione davvero ai poveri della terra, che è stata ripetuta abbondantemente anche nell'omelia di Monsignor Gardin. Un'attenzione che poi ha un'eco veramente francescana. Vediamo qui il nostro Luigi, Che gesti è un molto nostro affettuosi. affettuoso, come vedete l'affetto che dimostra Luigi è tante volte presente anche negli incontri con gli ammalati a Lourdes, e dice proprio anche l'attenzione di Francesco con i più poveri. Ecco, sono tutti volti che per chi è andato a Lourdes si incontra con gli ammalati, sono incontri molto noti. Una tradizione forte, quella della diocesi di Treviso, con il pellegrinaggio di Lourdes, di molti volontari e le volontarie e gli ammalati insieme in questo viaggio della speranza che appunto ogni anno si rinnova. Ogni anno si rinnova, e dobbiamo anche riconoscere che in questi ultimi anni, proprio soprattutto a partire con Monsignor Magnani, poi con Monsignor Mazzocato, i pellegrinaggi a Lourdes sono veramente degli eventi diocesani. Ecco Marco, un altro giovane tante volte presente a Lourdes. Sono stati eventi veramente grandi. Pensiamo anche come l'annuncio del cambio del vescovo sia avvenuto qualche mese fa, mentre stava a partire il pellegrinaggio per gli ammalati a Lourdes. Durante il viaggio so di aver ricevuto un messaggio dal Monsignor Mazzocato che diceva: ricordami, affidami con tutti gli ammalati alla grotta di Lourdes, perché dice lì davanti alla grotta di Lourdes ho imparato ad amare Maria, e grazie proprio a come gli ammalati si affidavano a Maria. Quindi la bellezza anche dei nostri fratelli ammalati sta in questa capacità che hanno di darci il senso dell'affidamento. Loro che si affidano agli infermieri, ai volontari, hanno forse un cuore più capace ancora di affidarsi al Signore. Ecco, la raccontiamo anche a chi ci ascolta dalle frequenze di Blu Radio e di Radio Oreb. Ora la presentazione dei frutti della terra, anche delle tipicità, se vogliamo, del trevigiano. Abbiamo appena visto il radicchio, ora il vino, quindi i frutti di questa terra trevigiana che Monsignor Gardino ora si trova a guidare vengono presentati e condivisi, quindi proprio. Certo, i frutti della terra richiamano anche i frutti poi della nostra vita, quindi credo un albero lo si giudica dai frutti, e già Monsignor Gardin nella sua omelia diceva che veniva con grande gioia in questa terra perché sapeva che era un grande dono, e questi frutti che tanti fratelli e sorelle vivono con il loro impegno di vita è un dono che il Signore offre a Monsignor Gardin perché possa coltivare ancora maggiormente. Prosegue ora la liturgia eucaristica. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Dopo la presentazione dei doni, appunto, da parte di Monsignor Gardin a Dio, il pane e il vino ora
il momento dell'incensazione ancora dell'altare e del crocifisso. Abbiamo nominato prima Lourdes, fra pochi giorni tra l'altro uscirà un film che sarà presentato lunedì in anteprima a Padova e uscirà lunedì in tutte le sale. Su Telechiara avremo modo di occuparcene ampiamente nei prossimi giorni. È un film, una testimonianza. Una regista donna, Esatto. una regista tedesca che ha fatto particolarmente discutere, ma positivamente, le due anime, diciamo, del dibattito. Sono state le anime dei credenti, ma le anime anche degli atei, degli agnostici, che hanno trovato in Lourdes un motivo di profonda provocazione, insomma anche positiva. Ricordiamo che le offerte che sono state raccolte durante la solenne celebrazione d'ingresso di Monsignor Gardin saranno appunto devolute alla Caritas Internazionale per gli aiuti alla popolazione di Haiti colpita dal terremoto. Altro significato, insomma, ecco, vediamo proprio in questo momento i ragazzi, gli scout che stanno riportando all'altare i cestini con le offerte. Ecco, spieghiamo Don Antonio questo momento che nelle celebrazioni sonelli viene incensato il Presidente, i concelebranti e poi anche l'Assemblea viene incensata. Anche l'Assemblea, dove 2 o più sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Anche l'Assemblea è segno della presenza di Cristo. Quando il sacerdote entra e bacia l'altare, bacia il capo di Cristo, il capo che è Cristo, ma baciando il capo bacia anche le membra. Quindi sono tutti segni che dicono che non c'è solo il pastore come colui che ha un ruolo particolare, c'è tutta una comunità. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Dio nostro Padre, per questo memoriale dell'immenso amore del tuo Figlio, fa che tutti gli uomini, mediante l'azione pastorale della Chiesa, possano gustare il frutto della vita riconquistato con il sacrificio della croce, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il sangue del Tuo Figlio e la potenza dello Spirito, Tu hai ricostituito l'unità della famiglia umana disgregata dal peccato, perché il tuo popolo, radunato nel vincolo di amore della Trinità, a lode e gloria della tua multiforme sapienza, formi la Chiesa, corpo del Cristo e tempio vivo dello Spirito. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode.
Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, gli rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, gli rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Vieni, Signore Gesù. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, e tutti i santi nostri intercessori presso di te.
Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra. Il tuo servo e nostro Papa Benedetto, il nostro Vescovo Gianfranco Agostino, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Ecco, vediamo le immagini, altro momento di grande fraternità, anche di affetto tra i sacerdoti e tra i vescovi che si stanno scambiando il gesto, il segno della pace, tra i fedeli naturalmente presenti ed è anche un momento così insomma intenso di comunione anche fisica in questo momento dopo in una fase ormai finale della celebrazione.
momento intenso, significativo, poi pensando proprio anche alla provenienza francescana del Vescovo, un momento che ci richiama a quell'augurio di pace che è tipico di Francesco. Il Signore mi ha detto di dire pace, e credo che sia proprio questo dono che oggi noi attendiamo in modo particolare, quindi anche questo scambio in cattedrale tra il Vescovo, gli altri celebranti, i sacerdoti, i fedeli, è un anticipo, un segno di quella pace che dovremmo vivere ogni giorno. Ecco, un piccolo particolare per chi ci ascolta per radio: il calice che è stato usato da Monsignor Gianfranco Agostino Gardini è molto grande, da alcuni anni è in dotazione alla diocesi di Treviso. Ora da quel calice la quantità di vino viene divisa negli altri calici, perché ci saranno i ministri per la distribuzione della comunione nelle varie ali della cattedrale. Viene proprio versato in questo momento dall'unico calice ad altri. È proprio il segno dell'unico calice che dice proprio l'unità, la comunione a cui tutti poi attingiamo. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto la parola che io possa fare. Un unico corpo che è la Chiesa, ora in comunione anche con il suo Signore. Il primo a comunicarsi è proprio il Vescovo con il corpo e il sangue di Cristo. Il momento più importante, centrale. Qui davvero si realizza, Don Antonio, anche la comunione dei santi, i santi che abbiamo invocato prima. Esattamente. È un momento importante quello della comunione, perché è il momento in cui diciamo che se fosse per noi non saremmo capaci di stare insieme. In quel cenacolo, il Giovedì Santo, solo Gesù poteva tenere insieme i 12. E così pure ogni volta che celebriamo l'Eucaristia, facciamo la comunione, rimaniamo uniti tra di noi. Ed è bello anche ricordare un particolare. Quest'anno saranno i 100 anni di una lettera importantissima del Papa Pio X, Quam Singularis. Una lettera con il quale il Papa apriva la comunione ai bambini, anche ai bambini piccoli, poi invitava alla comunione frequente. Ecco, Monsignor Gardini viene nella diocesi di Pio X, il Papa dell'Eucaristia, e credo che sia importante proprio affidarci anche all'intercessione di Pio X perché possa essere ritrovato l'amore per l'Eucaristia. Monsignor Mazzucato aveva molto insistito sul recupero proprio anche della centralità dell'Eucaristia, soprattutto per quell'aspetto che oggi è un po' carente nella vita cristiana, la fede nella presenza reale di Gesù nell'Eucaristia. Proprio nell'anno sacerdotale che andrà a chiudersi con l'11 giugno per tutta la diocesi, anno sacerdotale appunto che sta caratterizzando tutta la Chiesa. Ricordiamo, allora li salutiamo, i sacerdoti che ci stanno seguendo dalla Casa del Clero e che appunto per motivi di salute non possono essere presenti in cattedrale. Con loro ricordiamo l'altro Vescovo emerito di Treviso, Monsignor Antonio Mistero Rigo, che fra poche settimane arriverà a 98 anni. 98 anni. Credo che sia anche bello ricordare che proprio quest'anno sacerdotale vedrà un momento significativo di comunione con il Vescovo Gianfranco Agostino e tutti i sacerdoti di Treviso l'11 giugno, chiusura dell'anno sacerdotale, festa del Sacro Cuore, e l'appuntamento sarà presso il Monastero della Visitazione, vicino al cuore di San Francesco di Sales. E intanto è in corso la comunione, il rito della comunione, anche per chi ci sta ascoltando dalla radio, naturalmente momento anche particolarmente lungo oltre che intenso, anche se i ministri si sono distribuiti nelle varie aree e ale della cattedrale naturalmente per organizzare e
in maniera più funzionale anche il momento della comunione. Tornando all'omelia di Monsignor Gardin, più volte ha sottolineato il suo sentirsi inadeguato, e quindi il chiedere proprio nella preghiera al Signore di essere il meno indegno possibile, ecco, per il ministero che sta iniziando per esercitare nella diocesi di Treviso. Ed era proprio questa figura della sua umiltà, questo aspetto dell'umiltà di Monsignor Gardin, sottolineato anche da padre Salezze del Messaggero, da padre Marco del monastero del convento francescano di Treviso. Ecco, questo aspetto dell'umiltà. L'umiltà è un aspetto del cristiano, però certamente del francescano in modo particolare. Già Monsignor Gardin nella sua prima intervista sottolineava proprio questa dimensione della minorità. Francesco non ha voluto che i responsabili delle comunità si chiamassero superiori, ma si chiamassero ministri, minus stare, colui che sta sotto, non superiori. E credo che questo segno della minorità, dell'umiltà, sia forse uno dei segni che oggi il mondo attende, proprio anche da noi cristiani. È un gesto anche molto bello proprio su questa linea, come già si ricordava, allora l'attenzione a chi nella società sta sotto, i piccoli, a chi è costretto, potremmo dire, ad essere umile, i poveri, gli anziani, gli emarginati, gli ammalati. D'altra parte l'umiltà brilla, potremmo dire in modo particolare, nella sera dell'Eucaristia. Il Vescovo l'ha ricordato quando al Menegazzi, incontrando gli anziani, ha detto: Gesù prima dell'Eucaristia ha lavato i piedi, cioè si è messo in ginocchio, si è fatto più piccolo. Ricordiamo che il nostro è un Dio in ginocchio, noi stiamo sempre più alti quasi di Dio, verrebbe da dire. Lui è in ginocchio che ci lava i piedi. Allora come non può essere un vescovo il segno di questo Gesù umile, piccolo, ma è un segno che ci ricorda e ricorda a ciascuno di noi cristiani di dover essere anche noi piccoli, umili. È un Dio che si mette nelle nostre mani, che colpisce questo ricevere l'Eucaristia. Sappiamo, possiamo riceverla anche in bocca, ma anche riceverla in mano è un segno veramente bello, se lo comprendiamo. Un Dio che si mette nelle nostre mani, mentre noi ci mettiamo nelle mani di Dio, Lui si consegna a noi. Qui sta veramente l'umiltà di Dio. Aggiungo un appuntamento che sarà il primo appuntamento ufficiale proprio fra 7 giorni, il 14 febbraio, anche una curiosità storica se vogliamo. Il nuovo vescovo di Treviso prenderà possesso anche dell'antica diocesi di Asolo. Era una delle diocesi soppresse, e ad Asolo fu San Prosdocimo, l'abbiamo nominato più volte, il patrono di Padova, a portare l'annuncio del Vangelo. Proprio domenica prossima prenderà possesso della cattedrale di Santa Maria Assunta ad Asolo, accolto dal prevosto Monsignor Giacomo Lorenzon. Avrebbe dovuto esserci anche il vescovo titolare di Asolo, Monsignor Silvano Tommasi, che è nunzio apostolico presso l'ONU, le Nazioni Unite, ma purtroppo non è riuscito ad essere presente. Domenica prossima dalle 10:30 la partenza dalla chiesa di San Gottardo per arrivare poi alla cattedrale di Asolo, dove alle 11:15 è prevista la Santa Messa e poi il saluto delle autorità civili. Passato, presente e futuro dunque che tornano a fondersi. È stato citato San Prosdocimo. Nel presbiterio della cattedrale di Treviso c'è una tela dove si vede che l'Apostolo Pietro invia Prosdocimo in missione. È una tradizione, una leggenda che parla proprio del legame di Prosdocimo con l'Apostolo Pietro. Questo sta a indicare la catena apostolica, questo legame continuo. Vi ho trasmesso ciò che a mia volta ho ricevuto, diceva l'Apostolo Paolo. E quindi è bello che la nostra diocesi possa affondare idealmente con le sue radici proprio agli inizi dell'esperienza cristiana. Oggi si celebra, Don Antonio, una giornata della vita nell'anno mariano della nostra diocesi, Maria Madre di Dio, Madre di Gesù, e quindi anche il significato proprio del rigenerarsi della vita, toccato brevemente nell'omelia anche da Monsignor Gardin, è una coincidenza importante con questo ingresso.
Ecco, credo che tra le tante coincidenze o provvidenze proprio l'anno mariano sia una di queste. Questa giornata della vita richiama Maria come la madre. Sappiamo che il titolo mariano che ci unisce tra tutti i credenti in Gesù, protestanti, cattolici, ortodossi, è proprio quella di Theotokos, la madre di Dio, colei che ha dato la vita al Verbo incarnato. E sappiamo quanto i cristiani abbiano sempre amato questo titolo, Maria la Madre di Dio. La più antica preghiera mariana non è l'Ave Maria, ma è il Sub Tuum Presidium, sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. E allora è bello sentire che proprio la Madre di Dio è la Madre che è vicina ad ogni vita, soprattutto in questa giornata della vita, a quelle vite ferite o minacciate già nel loro inizio. Ecco, mentre continua il rito della comunione, Monsignor Gardin ha appena terminato in questo momento, continuano i ministri naturalmente no, ecco, Monsignor Gardin continua anche lui invece a somministrare l'Eucaristia ai fedeli. Potremmo fare un cenno brevemente, Mirko, allo stemma del Vescovo di Monsignor Gardin, questo ornamento esterno caratterizzante la figura e anche però il messaggio che vuole dare un arcivescovo in questo caso. Ecco, ricordiamo anche che lui infatti è arcivescovo ad personam, ha il titolo che gli deriva appunto dalla sua ordinazione dell'agosto del 2006 proprio nella Basilica del Santo di Padova. È arcivescovo, quindi le file dei fiocchetti sono 4 e questo stemma è già posto all'ingresso della curia della cattedrale, e poi nelle settimane, nei giorni a venire arriverà anche in tutte le chiese della diocesi di Treviso. I simboli sono appunto quelli dei 4 fiocchetti che indicano il titolo arcivescovile, poi il simbolo francescano, le 2 braccia con le stimmate che si incrociano nella parte alta, poi a sinistra in campo azzurro, che è un po' il colore anche di Maria, il colore del cielo, le spighe, il grano, la parola, appunto Alfa e Omega, Cristo principio e fine, la parola e il pane, quindi 2 elementi importanti della Santa Messa. Sulla parte destra i due fiumi, le due acque, il Piave e il Sile, ma l'acqua anche battesimale che abbiamo ricordato all'inizio della celebrazione, e poi il gonfalone della città di Treviso, la croce bianca su campo rosso, e poi questo motto Domini pulcritudine correpti, avvinti, abbracciati dalla bellezza di Dio. E qui appunto ci viene in mente il Cantico delle Creature, San Francesco ancora una volta. Certo. Ecco, credo che sia un motto questo del Vescovo che ha colpito molti, ha fatto riflettere. Lui stesso ci ha detto da dove deriva, da quella esortazione apostolica del Papa sulla vita consacrata. Il contesto è quando il Papa parla dell'unzione di Betania, Maria che fa questo spreco di profumo. Perché? Perché questo spreco di profumo? Uno spreco lo si fa solo se si è presi dall'amore, dalla bellezza di qualcuno. Allora la vita cristiana, la vita consacrata in particolare, è questo dono, questo spreco, solo per un motivo, perché si è avvinti, afferrati dalla bellezza di Cristo. Il Vescovo lo diceva anche nella sua intervista appena eletto Vescovo a Treviso, diceva quanto è necessario che nelle nostre anche comunità cristiane si susciti questo fascino di Cristo. Una comunità cristiana non è solo una comunità organizzata, è una comunità dove le persone dovrebbero essere afferrate dalla bellezza di Cristo, una bellezza che noi trasmettiamo attraverso la nostra vita. San Pietro diceva: forse non ascolteranno le vostre parole, ma vedranno la vostra bella condotta di vita, non solo buona, una bella condotta di vita. Ecco il fascino del cristianesimo che Francesco d'Assisi incarna in una maniera unica. Dice che noi seguiamo qualcuno e lo seguiamo anche nei momenti difficili, se c'è qualcosa che va più in là di un dovere, di un obbligo, se c'è il fascino di una bellezza, di una bontà. Ecco, curiosamente il Vescovo ha fatto il suo primo incontro con dei diocesani, non qui oggi, a quanto potremmo pensare, ma in terra di missione. Alcune settimane fa
andando in Paraguay, nella missione diocesana in Paraguay. Lì appunto era un viaggio già previsto per il suo ruolo presso il Vaticano. Lì i giorni 13, 14 e 15 gennaio ha potuto incontrare alcuni collaboratori, c'è Don Giovanni Figuera, ci sono Luigina Bragato e Sara Marton, che sono due collaboratrici diocesane, appunto. Un primo incontro proprio in terra di missione. Verrebbe quasi da dire che il vescovo è partito dalla periferia della nostra diocesi, come Nazareth era la periferia di Israele. Quindi queste terre anche di missione sono la periferia, ma sono veramente periferia o sono anche il centro, perché dove c'è Gesù, e un missionario non porta altro che Gesù, siamo al centro. Quindi è bello questo partire in qualche modo idealmente dalla terra di missione, dai nostri missionari Fidei Donum, per arrivare a Treviso, per dirci quello che ci ha sempre detto in questi anni Monsignor Mazzocato, Monsignor Andrea Bruno: siate adoratori per diventare missionari. E il nostro vescovo Gianfranco Agostino ce lo sta dimostrando. Tra l'altro, tra i molti incarichi di Monsignor Gardina anche l'essere membro del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli itineranti, che appunto lo ha portato a questa visita missionaria. Siamo alla fase conclusiva ormai della solenne celebrazione. Che poi si concluderà col passaggio alla prima benedizione in mezzo alla gente, e poi incontreranno i giornalisti in episcopio al termine della celebrazione. Fiorisca sempre nella Chiesa di Treviso, o Padre, fino alla venuta del Cristo, suo sposo, l'integrità della fede, la santità della vita, la devozione autentica e la carità fraterna. Tu che la edifichi incessantemente con la parola e con il corpo del tuo Figlio, non privarla mai della tua paterna protezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Do lettura del telegramma pervenuto al nostro Vescovo da Monsignor Andrea Bruno Mazzocato, Arcivescovo di Udine. Eccellenza Reverendissima, assicuro la mia partecipazione spirituale alla celebrazione del suo ingresso nella diocesi di Treviso. Sarò unito nella preghiera a lei e alla Chiesa di Treviso, nella quale ho ricevuto la fede, i sacramenti della iniziazione cristiana, l'ordinazione sacerdotale ed episcopale, e per la quale sono stato indegnamente chiamato ad essere vescovo e pastore per oltre 5 anni. Prego con fede ed affetto lo Spirito del Signore perché illumini lei e la Chiesa a lei affidata sulle strade della volontà di Dio Padre in questo tempo di coraggioso impegno missionario. Di cuore auguro a lei un lavoro pastorale ricco di frutti e di consolazioni. Fraternamente, in Cristo, Andrea Bruno Mazzocato, Arcivescovo di Udine. Monsignor Rizzo ha appunto dato lettura del telegramma, del messaggio che abbiamo appena ascoltato di Monsignor Mazzocato rivolto al suo successore, Monsignor Gardina, che è intenso anche questo momento, ecco. Il modo con cui si è fatto presente, non volendo, non potendo essere presente. Ora i saluti finali di Monsignor Gardina. Il momento dei ringraziamenti è sempre molto delicato per varie ragioni. Certamente una è quella di dimenticare alcune persone e la seconda è quella di costringere, se si va troppo per le lunghe, soprattutto penso a coloro che sono in piedi, a subire ancora una condizione abbastanza pesante. Però io non posso tacere il mio grazie, naturalmente, oltre che al Signore, al quale abbiamo espresso coralmente il grazie di questa Eucaristia, anche ad alcune persone o gruppi di persone, permettetemi. E non nominerò tutti, come ho detto. Del resto il saluto e l'atto di omaggio che mi è stato rivolto all'inizio dell'Eucaristia ha dato anche a me l'occasione di salutare e ringraziare tutta la diocesi
rappresentata da persone appartenenti ai diversi stati di vita, ministri ordinati, consacrati, consacrate e laici, come pure ai diversi vicariati delle diocesi e quindi a tutti. Vorrei davvero che attraverso quel momento, chiamiamolo così, sintetico, possiate sentire che da parte mia è stato manifestato un grazie profondo e commosso. Ho potuto poi, prima di giungere alla cattedrale, nel Palazzo dei 300, salutare un gruppo molto numeroso di persone appartenenti al mondo della società politica, civile, autorità militari, ed è stato un momento anche molto intenso e molto bello, quindi anche a loro il grazie è stato pronunciato con molta cordialità. Mi sia permesso però di nominare ora alcune persone perché è un'esigenza assoluta. Prima di tutto il cardinale Angelo Scola, patriarca di Venezia e metropolita di questa chiesa tarvisina. Io lo ringrazio non solo per questa sua presenza che manifesta l'intensa comunione con l'Episcopato Triveneto, oltre che con la Chiesa metropolitana di Venezia, ma anche per aver guidato in questi mesi la nostra diocesi con grande disponibilità, saggezza e amabilità. E rinnovo il mio grazie anche per tutti i gesti di cortesia davvero squisita che ha voluto usarmi fin dai giorni della mia nomina. Un ringraziamento particolare e molto cordiale va poi a Sua Eminenza il Cardinale Franz Rodet, prefetto della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica, dicastero nel quale ho prestato la mia opera in questi ultimi 3 anni e mezzo circa, fino a non molti giorni fa. Le sono molto grato, Eminenza, per aver voluto con tanta gentilezza partecipare a questo momento, come di tutta la cordialità che lei mi ha sempre espresso negli anni della mia collaborazione alla sua alta responsabilità. Nella sua persona oggi ho scorto la presenza di quella vita consacrata presente in tutto il mondo per la quale ho lavorato con gioia e anche con grande profitto per la conoscenza della Chiesa universale. Ancora un ringraziamento particolarmente vivo al Nunzio Apostolico in Italia, Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Bertello, del quale ho sempre apprezzato la bontà, la semplicità e la sapienza. La sua presenza richiama a tutti noi il rapporto di ogni Chiesa particolare con la Chiesa universale, in particolare con la persona del Santo Padre che egli rappresenta. Davvero devo dire, cara Eccellenza, che la sua presenza mi ha fatto molto piacere, consolidando, se posso così esprimermi, un'amicizia sincera. Ma a questo punto voglio rivolgere un pensiero particolarmente grato a una persona che non è presente, così vuole la prassi, ma che avvertiamo comunque presente in questa chiesa trevigiana, come ci è appena stato attestato dal telegramma che è stato letto, Monsignor Andrea Bruno Mazzocato. Io personalmente lo sento molto presente. Vi sono grato non solo per il suo messaggio, ma assieme a tutta questa Chiesa gli voglio dire in questo momento la mia e nostra riconoscenza per il lavoro pastorale da lui svolto in questi ultimi anni, un lavoro intelligente e lungimirante che ci ha aperto la strada per un cammino sul quale impegnare ora il nostro ulteriore discernimento e le nostre scelte concrete. Saluto particolare poi agli altri miei predecessori, Monsignor Antonio Mistrorigo, vicino ai 98 anni, al quale sarà mia premura fare visita quanto prima, e al caro Monsignor Paolo Magnani, con cui avrò modo di condividere momenti di riflessione e di fraternità. Un saluto pieno di stima e fraternità all'Arcivescovo trevisano, anche se vittoriese di diocesi,
Monsignor Beniamino Stella, Presidente della Pontificia Accademia Ecclesiastica, ruolo di grande responsabilità nella Santa Sede. E poi ringrazio i vescovi originari di questa diocesi, Monsignor Corrado Pizziolo, vescovo della diocesi in cui sono nato, e non lo dimentico, Vittorio Veneto, Monsignor Angelo Daniele e Monsignor Bernardo Cazzaro. Ringrazio gli altri confratelli vescovi del Veneto, Monsignor Andric di Belluno, Monsignor Tessarollo di Chioggia, Monsignor Magarotto, emerito di Vittorio Veneto, Monsignor Pizziolo, ausiliare di Venezia. E ancora il confratello Monsignor Girotti, reggente della penitenzeria apostolica. Ringrazio i miei confratelli francescani, la fraternità non mai fa parte del mio DNA, non viene mai meno, il padre generale, padre Marco Tasca, il ministro provinciale, padre Gianni Coppelletto e tutti i confratelli. E ringrazio la delegazione venuta dal Dicastero per la vita consacrata di cuore e quelli che sono venuti anche da altri luoghi al di fuori della diocesi, non so, forse da San Polo di Piave o da Venezia, e naturalmente i miei amici, i miei familiari e parenti appartenenti a varie generazioni. Un saluto pieno di affetto, permettetelo, ai nostri missionari. Io ho già avuto la felice occasione di fare una veloce ma simpatica visita alla missione del Paraguay lo scorso mese. Spero di non essere stato canonicamente scorretto, ma è stato un gesto così di amicizia. E a loro, ma anche agli altri missionari Fidei Donum e ai moltissimi missionari originari di questa diocesi, un grande grazie e un grande saluto. E non vorrei dimenticare, inviando loro un saluto particolarmente vasto, gli oltre 350.000 trevisani nel mondo che hanno quali hanno dovuto lasciare questa terra, io credo tutti con nostalgia, per cercare lavoro in altri paesi, in altri continenti. Rinnovo il grazie a chi ci ha seguiti anche attraverso Telechiara e Telepace e Blu Radio Veneto. E poi dovrei ringraziare tutti quelli che hanno preparato questo momento, quelli già che hanno preparato questo momento attraverso un aiuto spirituale alla diocesi. Io l'ho seguito dall'esterno, ovviamente, soprattutto attraverso il nostro prezioso settimanale, La Vita del Popolo, e devo dire che ha aiutato anche la mia preparazione. E poi chi ha preparato questo momento? Dovrei fare molti nomi, ma per evitare qualche lacuna io privatamente li ringrazierò con molto affetto e con grande hanno lavorato veramente molto. Grazie di cuore. E poi molti altri, e grazie a tutti, e perché non voglio trattenervi di più. Il Signore ricompensi l'amore che mi avete espresso con la vostra presenza. Per voi, cari fratelli e sorelle di questa Chiesa, sarà la mia quotidiana preghiera. Anche voi accompagnatemi con la vostra. A tutti il Signore doni la sua pace. Parole molto cordiali da parte del Vescovo, un pensiero per tutti, davvero si sente la sua semplicità, il suo cuore francescano sgorga l'applauso prima di quello che poi sentiremo alla fine, ora la chiusura ufficiale della celebrazione con la prima solenne benedizione da Vescovo a tutta la sua diocesi. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione. Dio nostro Padre, che vegli sempre sul tuo popolo e lo governi con indulgenza e amore, arricchisci dello spirito di sapienza tutti coloro che hai posto come maestri e guide nella tua Chiesa, perché il progresso spirituale del gregge si trasformi in gioia eterna per i pastori. Amen. Tu che disponi nel tuo sovrano volere il numero dei giorni e il corso delle vicende umane, guarda con bontà il nostro umile servizio e dona al nostro tempo piena e perfetta pace.
Amen. Tu che per la tua grazia hai profuso in me l'abbondanza dei tuoi doni e mi hai innalzato alla dignità episcopale affidandomi la Chiesa che è in Treviso, rendimi a te gradito nel quotidiano adempimento della mia missione. Unisci in un solo cuore il popolo e il Vescovo, perché non manchi mai al pastore la docilità dei fedeli e ai fedeli la sollecitudine del pastore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Ora il nuovo Vescovo, insieme ai sacerdoti e ai diaconi, si volge verso il catino dell'abside della cattedrale, dove è raffigurata l'immagine dell'Immacolata Vergine Maria. Fissando lo sguardo verso la stella del mattino, facciamo nostra la preghiera del Salve Regina, in attesa che giunga per tutti noi il giorno senza tramonto. Il canto finale, il canto del Salve Regina, è tratto da un testo con musica di Anonimo del XVI secolo, è il testo tradizionale appunto del Salve Regina. Sentiamo. La gioia del Signore sia la nostra forza, andate in pace. E si conclude così dunque la celebrazione d'ingresso dell'Arcivescovo Vescovo di Treviso, Monsignor Gianfranco Agostino Gardin. Ora si snoderà ancora lunghissima la processione con chierici e sacerdoti, vescovi concelebranti, prima di salire in episcopio, appunto, dove il vescovo incontrerà i giornalisti presenti per poi stasera fare una cena con alcuni invitati. Una celebrazione che abbiamo seguito in diretta, durata un po' più del previsto, evidentemente abbiamo forse un po' sforato coi tempi, ma davvero è stata molto partecipata. E ringraziamo naturalmente Don Antonio Guidolin, che è stato con noi dalla cripta della Chiesa Cattedrale di Treviso, da dove abbiamo seguito in diretta questa lunga giornata, questo lungo pomeriggio. Don Antonio ci ha aiutato a seguire, ad approfondire alcuni momenti di questa intensa celebrazione. Grazie davvero. Noi andiamo a chiudere salutando allora
tutti i telespettatori, Telechiara e Telepace, e anche le naturalmente radio. gli ascoltatori che ci hanno seguito sulle frequenze di Blu Radio Veneto, di Radio Orb, grazie insomma anche per la pazienza e per l'affetto con il quale hanno seguito questa lunga diretta. Ecco, ricordiamo che per quanto riguarda Telechiara la puntata di martedì sera di Insieme da Aquileia sarà dedicata ancora ampiamente all'ingresso del Vescovo di Treviso, Monsignor Gianfranco Agostino Gardina, anche con altri contributi che non sono riusciti ad entrare in questa diretta. Ora ci sarà il primo abbraccio appunto da parte dei fedeli, mentre le campane del Duomo cominciano a suonare a festa. Grazie a Don Antonio Guidolin, da Mirko Cavallin. Grazie Mirko, grazie anche da parte mia e Elena Mattiuzzo per questo intenso pomeriggio. Grazie e linea alle nostre rispettive regie. Buon proseguimento. Un territorio meraviglioso, 95 comuni, oltre 900.000 abitanti, un territorio che si riconosce soprattutto in una cultura e una tradizione, la tradizione della nostra religione, la tradizione cattolica, una grande voglia di lavorare e del fare. Oltre 100.000 sono le aziende, le partite IVA, un mondo del volontariato che rappresenta circa il 30% della nostra popolazione, fa volontariato, per cui lavora per far star bene altre persone, ma soprattutto per aiutare anche gli enti pubblici, per cui una grande rete sociale che vuole rappresentare e soprattutto vuole dare un indicatore importante: la qualità della vita delle persone, la qualità dell'uomo, la qualità di un benessere che assista anche coloro che hanno delle difficoltà. Abbiamo individuato delle linee guida strategiche per questo territorio, per cui la tracciabilità dei nostri prodotti di qualità, per cui agricoltura, prodotti di qualità, prodotti che rappresentano un'economia importante, un turismo che sempre più vogliamo far crescere in questo territorio, senza dimenticare poi tutti gli aspetti della scuola, la formazione, preparare i nostri giovani affinché trovino un lavoro e abbiano anche una propria maturità personale, con quei principi sani che noi vogliamo trasmettere ai giovani, che sono i principi della famiglia, del stare insieme, di rappresentare un territorio e di amare questo territorio. Attendiamo a braccia aperte Monsignor Gardin, il Vescovo Gardin, che domenica sarà qui con noi. Noi abbiamo inaugurato a qualche mese il Sant'Artemio, nuova sede della provincia. Abbiamo restaurato anche la nostra chiesetta e noi ci auguriamo e stiamo attendendo proprio che assieme a lui inaugurare la nuova chiesa del Sant'Artemio, che rappresenta una storia, un luogo di sofferenza che abbiamo trasformato in un luogo di lavoro, un luogo di accoglienza, con questo meraviglioso parco di 80 ettari di verde. Mio augurio a questo vescovo francescano, il quale rappresenta poi anche San Francesco, rappresenta la natura, rappresenta gli animali, il voler bene agli animali, rappresenta credo la grande tipicità di trevigiani, e non ultimo credo ci sia da sottolineare, e ringrazio veramente coloro che hanno fatto la scelta su Monsignor Vescovo Gardin, hanno portato avanti quella nostra richiesta di qualche anno fa, che i vescovi della provincia di Treviso siano di vescovi che provengono dal mondo veneto, dal territorio veneto, perché rappresentano, conoscono la nostra storia. Lui viene da San Paolo di Piave, conosce la difficoltà di queste persone che per tanti anni hanno preso la valigetta di cartone e sono andati via per far fortuna. Conoscono i nostri valori di lavorare 10-12 ore al giorno, conoscono anche la nostra tipicità e la nostra grande fede che abbiamo verso la nostra religione, nel quale ne siamo orgogliosi. Sono sicuro che noi potremo avere un ottimo rapporto su dei ideali che sono ideali tipici dei trevisani: la famiglia, il stare insieme, l'aiutare le persone che hanno bisogno, cercando sempre di porci degli obiettivi importanti, però dove l'uomo è sempre al centro di tutte le istituzioni, di tutte le politiche territoriali.